Buongiorno, buongiorno, buon sabato e benvenuti alla nuova puntata di Sveglia Trieste, una puntata che ci vedrà assieme ai candidati per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Ci saranno Giulia Pigoni, Stati Uniti d'Europa, e Franka Padovan, Slovenska Skupnost. Questi gli ospiti dopo le 8, perché ovviamente faremo rassegna stampa per circa un'ora con anche servizi del nostro telegiornale e ovviamente l'aggiornamento meteo che fra poco andremo a vedere. Sono già arrivate delle mail, quindi complimenti, vi svegliate davvero di buon'ora. Allora, naturalmente le mail inizieremo anche a leggerle fra poco, ricordo che potete chiamare in trasmissione, fatelo magari anche durante, se volete, la seconda parte della rassegna stampa dalle 7:30 in poi invece ovviamente spazio agli ospiti, sempre con le vostre telefonate. Vediamo il punto meteo per la giornata di oggi, ma anche per le successive. Intanto la situazione generale. La depressione presente sulla Francia sabato mattina si estenderà temporaneamente verso le Alpi orientali, in seguito ci sarà una modesta rimonta anticiclonica. Domenica domani affluiranno in quota sulla Slovenia correnti da sud-est umide e instabili che potranno interessare marginalmente anche la regione, quindi continua a esserci un po' di incertezza sul tempo, anche se prevale il sereno. Vediamo il tempo per oggi, sabato 25 maggio. Al mattino probabile cielo nuvoloso variabile sulla regione, nel pomeriggio maggiori schiarite invece, specie su pianura e costa, e saranno possibili dei rovesci e qualche temporale, più probabili comunque sulla zona montana. I venti sono a regime di brezza, temperature minime tra i 14 e i 16 gradi, le massime tra i 21 e i 23. Il tempo per domani, domenica 26 maggio, sulle zone centro-occidentali cielo in prevalenza poco nuvoloso, variabile sulla fascia orientale, dove saranno più probabili dei rovesci e dei temporali nel pomeriggio rispetto alle altre zone. Venti a regime di brezza, verso sera probabilmente borino sulla costa, temperature minime tra i 14 e i 17 gradi, le massime in rialzo fino ai 25, e massime che si alzano anche lunedì 27 maggio, toccheranno i 26 gradi, le minime i 19, su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sulla zona montana cielo da poco nuvoloso al mattino a variabile al pomeriggio, con possibili locali rovesci o temporali, al mattino borino sulla costa, giornata 20 di brezza. Comunque, come vedete, un tempo sereno su praticamente tutta la regione. Le cose cambiano forse martedì 28 maggio, perché sulla zona soprattutto montana il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, sulla pianura e sulla costa invece variabilità, probabili rovesci e temporali però sparsi su tutte le zone a intermittenza. Comunque le temperature minime rimangono alte fino ai 20 gradi, invece si abbassano le massime fino a 23 gradi. Mi sposto sulla prima pagina del quotidiano locale Il Piccolo, che andiamo subito a vedere, poi vedremo anche quella del Corriere della Sera. Patto Italia-Serbia per i Balcani in Unione Europea, forum economico a Trieste, avanti con l'obiettivo dell'ampliamento a est, presenti Tajani e il premier di Belgrado Vučević. Roma assegna alla regione Friuli Venezia Giulia un consigliere diplomatico, un patto politico ed economico sull'asse Roma-Trieste-Belgrado con un duplice obiettivo: portare il prima possibile la Serbia in Europa, anticipando l'attuale termine che è del 2030, e intanto creare le condizioni per un interscambio di investimenti sempre più intenso tra il maggiore paese dei Balcani occidentali e l'Italia, una partnership in cui il Friuli Venezia Giulia è chiamato a svolgere un ruolo strategico, così l'intesa emersa ieri dal forum imprenditoriale Italia-Serbia tenutosi a Trieste, e sono stati firmati accordi per 700 milioni di euro, e vedremo anche più tardi un nostro servizio che sintetizza tutto ciò, dall'energia all'export, intese appunto per 700 milioni, queste le relazioni commerciali. I biancorossi battono Forlì per la terza partita consecutiva, in oltre 5.700 ad applaudire. Forse questa è la notizia che più interessa ovviamente gli sportivi, ma anche un po' tutti i triestini. Basket Trieste adesso fa sognare e vola in finale dopo il match al Palazzetto vinto ieri appunto contro Forlì. Più tardi, fra poco, vedremo anche gli highlights già preparati da Marco Stabile, che ieri sera era in Palazzetto. Vediamo le cronache, via
San Michele a senso unico a giugno, le modifiche al bus 24, nell'articolo di Laura Tonero a pagina 28 se ne parla e poi lo vedremo meglio, sono già fioccate le prime polemiche su questo spostamento, o meglio su questo taglio della linea 24 appunto con le modifiche all'autobus. Il porto in mostra dopo 5 anni ritorna l'Open Day a pagina 32, l'articolo dedicato, spazio anche purtroppo per aggressioni e rapine che crescono e crescono gli accessi dei minori al burlo, ne parla Giampaolo Sarti a pagina 31 del Quotidiano. Giro d'Italia nel 2025, la partenza da Trieste, l'accordo è vicino, è in arrivo, a pagina 49 l'approfondimento su questo. Andiamo a vedere anche la pagina nazionale, il via libera, ok al decreto salva casa, ecco tutto quello che si può sanare. Il suo ideatore Matteo Salvini non vuol sentire parlare di condono edilizio, ma il piano salva casa voluto dal ministro delle infrastrutture possiede i crismi di una mini sanatoria. Il testo approvato ieri in Consiglio dei Ministri, dice lo stesso Salvini, entrerà nelle case di milioni di italiani in modo risolutivo. Il centrodestra vuole sanare tutte le difformità interne alle quattro mura, cioè il cambio destinazione d'uso, e il decreto apre un nuovo scontro politico nazionale. Le prime pagine sono dedicate anche a questo. L'intervista poi al leader Calenda, la riforma Calderoli non si farà mai, dalle infrastrutture alla riforma e ovviamente alle europee. Parla Carlo Calenda, dedicato l'articolo a pagina 8 del quotidiano Il Piccolo. Mi sposto anche sul Corriere della Sera, vediamo la prima pagina del giornale nazionale che apre con la questione casa, sanabili i mini abusi, varate le nuove norme sulle irregolarità, il Consiglio dei Ministri approva la legge sui conti del calcio, parla il Premier Meloni, premierato o la va o la spacca, ed è duello a distanza con la leader del PD Elly Schlein. Via libera quindi al piano casa, come detto, potranno essere sanate le irregolarità minori, ma l'opposizione incalza, è un condono. Approvata dal Consiglio dei Ministri la legge sui conti del calcio e la Premier Giorgia Meloni sul premierato lancia la moneta o la va o la spacca, il nuovo duello appunto con la segretaria del PD Elly Schlein. Sfida USA Europa sui dazi alla Cina, Gentiloni avvisa, serve però unione così verso il G7. Se c'è un punto che il G7 Finanze sta mettendo a nudo è che la globalizzazione degli ultimi 30 anni è saltata e continua ad andare in pezzi ogni mese di più. Eppure la guerra scatenata dalla Russia, il ruolo della Cina nel sostenerla, le sanzioni dell'Occidente e la potenza industriale di Pechino ottenuta anche a forza di sussidi non stanno compattando le democrazie. Su alcuni fronti rischiano anzi di dividerle. Il punto di attrito più evidente fra i ministri economici delle grandi economie avanzate riuniti a Stresa sul Lago Maggiore riguarda quindi le barriere commerciali, questo per quanto riguarda il vertice del G7. Parla Toti ai PM, Spinelli mi finanzia dal 2015, così appunto da Genova, Spinelli mi sostiene dal 2015, a lui non chiedevo soldi in cambio di favori, la mia era una captatio benevolenzia. Si è difeso anche così il governatore della Liguria Giovanni Toti agli arresti domiciliari per corruzione, 8 ore per 167 domande in un clima cordiale e la pausa pranzo trascorsa insieme, accusa e accusato, a mangiare della buona focaccia. La prima domanda sui voti chiesti ai fratelli di Riesi promettendo favori, poi la spiaggia di Punta dell'Olmo e gli affari che portano sempre a Spinelli. Toti conferma i passaggi di soldi ricostruiti dai PM, nega però la corruzione e il ministro Salvini ieri lo ha ripreso. Spazio anche per una notizia di cronaca, muore a 60 anni il rettore dell'Università Cattolica Franco Anelli, 60 anni, si è tolto la vita. Le ultime telefonate, poi il volo dal sesto piano, se ne parla a pagina 14 e 15 del quotidiano nazionale Corriere della Sera. Mi risposto sulla prima pagina del Piccolo, ma semplicemente per andare oltre. Vedete la prima pagina, le prime due pagine, Italia-Serbia, patto per l'Europa, Tajani, allargamento ai Balcani prima del 2030, parla Vucevic, oggi l'Unione Europea è incompleta. Questo è il vertice ieri, è andato in scena a Trieste, ampia pagina dedicata dal quotidiano, ma noi la svolgiamo, la sfogliamo anzi, guardando il nostro servizio di ieri sera di Marco Stabile, l'appuntamento importante a Trieste. Vediamo il servizio.
E la Regione Friuli Venezia Giulia rappresenta per noi una realtà che deve poter svolgere anche il ruolo di ambasciatore nei confronti dei paesi che sono più vicini a questo territorio. Il Friuli Venezia Giulia, regione ambasciatrice per i rapporti dell'Italia con la Serbia, è un'investitura ufficiale, quella del ministro degli esteri Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa a margine del forum andato in scena nel centro congressi di Portovivo, che ha messo in luce i rapporti economici fra i due paesi alla presenza del primo ministro serbo Miloš Vučević. Non solo l'interscambio commerciale, il ruolo chiave del porto di Trieste e la presenza nel capoluogo giuliano di una comunità serba radicata e storica, ma nella conferenza stampa il titolare della Farnesina ha annunciato anche una nomina ad hoc. Ecco perché ho deciso anche di assegnare un diplomatico che possa fare il consigliere diplomatico della regione Friuli Venezia Giulia, perché possa questa regione essere protagonista della diplomazia economica del nostro Paese, con particolare attenzione ai Balcani occidentali. Un incontro, quello votato alla collaborazione imprenditoriale tra i due paesi e alla transizione verde, che ha visto chiudersi con la firma di importanti accordi sul fronte economico alla presenza di player cruciali dell'economia del nord-est italiano. Firmeremo alcuni accordi che prevedono investimenti di Cassa Depositi e Prestiti e delle altre società che favoriscono la presenza italiana in Serbia, per sostenere iniziative serbe che possono poi favorire l'ingresso di nuove imprese italiane. Volano determinante per l'ulteriore sviluppo dei rapporti sull'asse Roma, Trieste e Belgrado e l'ingresso della Serbia in Europa. Il governo in questo senso ha garantito l'impegno ad anticipare l'allargamento dell'Unione. E l'Italia lavorerà affinché questo accada, che l'adesione piena all'Unione Europea della Serbia possa avvenire prima del 2030. Perché senza i paesi dei Balcani occidentali, a prescindere dal fatto come li vediamo, non voglio adesso toccare l'argomento del Kosovo e Metohija, non è chiusa la storia europea. Senza dunque i paesi di questa regione, la stessa Europa non è completa. Bene, questo è l'approfondimento del nostro telegiornale di ieri. Come vedete, energia, export e nuove tecnologie, firmati gli accordi per 700 milioni, coinvolti Cassa Depositi e Prestiti, Ministeri e Telecom Serbia, relazioni commerciali rafforzate anche per i trasporti e il turismo, quindi questo insomma l'esito di questa visita. Quindi Cassa Depositi e Prestiti ha erogato un finanziamento da 100 milioni di euro a favore della utility Elektroprivreda Sklibje Beograd, la più grande impresa serba del settore elettrico, per garantire sicurezza energetica e sostenere la decarbonizzazione nel settore elettrico del paese, accelerando la transizione green dei Balcani occidentali. È il primo degli accordi siglati ieri appunto nell'ambito del forum a Trieste, alla presenza del ministro Tajani. Vado avanti con il giornale, andiamo a vedere anche quello di cui parlavamo poc'anzi in apertura, rassegna stampa, salva casa, dai bagni ai balconi, ok al mini condono, nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, si potranno saldare le irregolarità su migliaia di edifici. Ed è già polemica. Il suo ideatore Matteo Salvini non vuole sentire parlare di condono edilizio, ma resta il fatto che il piano salva casa pensato e voluto dal Ministro delle Infrastrutture possiede quantomeno tutti i crismi di una mini sanatoria. Il testo approvato ieri in Consiglio dei Ministri, infatti, citando lo stesso Salvini, entrerà nelle case dei milioni di italiani in maniera risolutiva. Con questa mossa, in altre parole, il centrodestra vuole sanare tutte le difformità interne alle quattro mura, cioè il cambio destinazione d'uso. Secondo Salvini, tra l'altro, questa è una delle poche occasioni di incassare per i comuni, perché i cittadini faranno le corse per pagare. Di cosa si tratta dunque nel dettaglio? Il decreto abbraccia un ventaglio di opzioni davvero ampio, dal muro spostato al soppalco oppure alla veranda, fino alla finestra che è stata realizzata alcune decine di centimetri più in basso oppure più in alto rispetto al disegno di base. Il decreto salva anche i Deor installati durante le emergenze del coronavirus, che potranno essere mantenuti in esercizio e rimanere installati in deroga al testo unico dell'edilizia. Uno dei punti centrali del piano del leader leghista
richiesta riguarda l'eliminazione della cosiddetta doppia conformità, attualmente per sanare gli elementi realizzati senza permessi oppure in difformità con questi ultimi è necessario che gli stessi siano in conformità sia alle regole del tempo nel quale sono stati materialmente costruiti sia alle norme dell'epoca nella quale viene richiesta la sanatoria. Quindi insomma tanta carne al fuoco con questo nuovo dispositivo appunto denominato salva casa. Ecco qui poi nel dettaglio il giornale ha preparato la didascalia del decreto salva casa con i principali punti: aumento dell'attuale soglia di tolleranza del 2%, eliminazione della doppia conformità, dimezzamento delle sanzioni, ok anche in zone sismiche oppure tutelate, sanatoria per i piccoli lavori dalle finestre al secondo bagno, come abbiamo letto appunto poco fa leggendo l'articolo. Continuiamo con la politica e sfida a distanza tra Meloni e Schlein. Il premierato è necessario, voce di Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, non scaldo la sedia, o la va o la spacca. La segretaria del PD farà saltare l'equilibrio tra i poteri. Le riforme istituzionali come un esame su Palazzo Chigi. È già successo con Matteo Renzi, scrive il giornale. A lui andò male, dopo la sconfitta al referendum lasciò la guida del governo. Il precedente non preoccupa la Presidente del Consiglio Meloni. Dal palco del Festival dell'Economia a Trento ha usato toni definitivi sul premierato. È una riforma necessaria in Italia, ha detto, o la va o la spacca, ma nessuno mi chieda di scaldare la sedia o di stare qui a sopravvivere, non sarei la persona giusta per ricoprire questo incarico. Esattamente 2 ore e mezza dopo, su quello stesso palco, è salita la segretaria PD Elly Schlein in una sorta di duello in differita, di imitazione in ritardo del confronto saltato a porta a porta. La Dem incalza appunto la Premier, è al governo da 19 mesi, basta scaricare le responsabilità. Fra poco vedremo anche articoli più squisitamente triestini. Io devo e voglio farvi vedere ovviamente come è andata la partita di ieri tra Pallacanestro Trieste e Forlì, con gli highlights già preparati da Marco Stabile. Gara 3 che significava appunto finale per Trieste e insomma Trieste ce l'ha fatta. Vediamo le azioni salienti. Cinture allacciate e tutto pronto per questa gara 3 che potrebbe già decidere la serie fra Trieste e Forlì. Vildera che torna a sostenerlo nel suo lavoro nell'andare, canestro, Eli Brooks, 2-0 Trieste. Ancora Ruzier con 8 secondi, deve inventare in velocità, va da Candussi, post basso contro Pollone, canestro, fallo, tiro libero supplementare. Pollone vuol giocarsi l'1 contro 1 con Brooks, poi va dall'americano, spalle canestro con Vildera, si prende un tiro con grandissima classe. 6-4, Michi Ruzier penetra, tira fuori equilibrio, canestro pazzesco di Michele. Qui 10-4 Trieste, Zampini fino in fondo, canestro, 4 punti anche per lui. Discrepanza forse di qualche decimo fra il cronometro dell'azione d'attacco e quello del tabellone luminoso del Palatrieste. Brooks si prende la tripla e l'uomo dei finali. Primo quarto, Trieste 19, Forlì 11. Ribalzo di Vildera, fuori per Michele che ha spazio e si prende il tiro e fa bene. 3-3. Fatica Forlì a trovare un pertugio, Zampini ci prova dalla lunga distanza, gran tiro di Zampini. Quintetto base di serata considerata l'assenza di Justin Reyes. Va Ruzier per Candussi. Ruzier a 9 secondi sul cronometro, vede Brooks, lo serve, ha spazio, prende il tiro, prende il canestro e sono 3 punti e Trieste torna sui più 10. Scarico per Brooks, in pitturato ci sarebbe Vildera, ma Brooks vuole andare fuori per Ruzier, ha un po' di spazio, prende il tiro, lo segna, ma certo che lo segna. Michi Ruzier, playmaker, realizzatore, leader di questa squadra. Trieste 42, Forlì 32, se la gioca lo stesso Vildera in pitturato con Zampini, si gira, vede nell'angolo, Menalo può prendere un tiro comodo, 3 per Leo. Trieste ha un vantaggio di 18 punti, 63-45 in questo momento. Il blocco accennato di Magro, non lo sfrutta, si gira, va dall'altra parte da Radonic che prova il tiro dalla lunga distanza e lo mette. Una questione di contatti che in questo caso ci stanno nell'ambito della partita. 64-53, circolazione di palla per linee esterne, premiare Filloi,
che mette una tabellata che solo lui, Radonic vede Cinciarini, lo serve, scaglia il tiro senza paura e lo segna Cinciarini. Vildera 5 secondi, riceve da Ruzier, illumina con l'assist Michele, chiude il Barba, gli chiude la strada, Cinciarini va nell'angolo da Zampini, lo cavalca, ora che è caldo, tripla importante di Zampini e Forlì torna sotto quota 10 punti di svantaggio e Brooks a ricevere, Filloi non ci pensa un istante, la tripla che inizia a indirizzare decisamente il match e lo indirizza lui da Cordova, Ariel Filloi. L'iniziativa personale di Cinciarini, fade away diciamo così alla sua maniera, pallone a terra di Pollone, onore delle armi, Trieste ha vinto, Trieste chiude la serie con un altro cappotto 3-0 e va in finale promozione con il sogno di riconquistare la Serie A1. Grande Trieste, beh, si sarà divertito anche Marco Stabile ieri sera sicuramente. Oh, allora credo che siamo già pronti fra pochissimo, anzi adesso, per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per i costanti aggiornamenti come ogni giorno sul traffico e la situazione in città, sebbene sia ancora prestino. Con noi collegato Marco Cernecca, assistente scelto della Polizia Locale, che saluto e ringrazio, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i telespettatori. Allora sì, in effetti il traffico è molto scarso sulla rete cittadina e non abbiamo al momento nulla da segnalare, non è accaduto nulla. La notte ha visto le nostre pattuglie impegnate in alcuni rilievi di incidenti, di cui uno solo diciamo che ha visto una persona trasportata a Catinara, comunque non in condizioni gravi. Diversi interventi per musica alta, inizia l'estate e quindi adesso diciamo che ci saranno di norma interventi di questo tipo. E per quanto concerne l'evento inerente al 36esimo raduno dei Fanti d'Italia, anche oggi sono previste alcune piccole manifestazioni. Ricordiamo alle ore 8:30 a Basovizza una deposizione di corona. Analogamente alle 15 sia presso la risiera di San Sabba e sia presso il sacello di Oberdan in via 24 maggio ci saranno delle deposizioni di corone. E sempre per questa manifestazione verso le ore 12 in piazza Sant'Antonio si terrà una messa, per cui ci potrebbero essere diciamo diversi veicoli nella zona, magari non so, fate attenzione che anche come per pedoni che non ci sia diciamo qualche disagio alla circolazione. Ricordo che sono chiusi i giardini pubblici detto Masini e Vanda Marion Wulz di via Catullo fino al 27 del 5 compreso per dei lavori urgenti manutentivi. E ancora dalle 13 alle 19 presso il Castello di San Giusto si terrà una manifestazione, per cui anche lì potrebbe esserci una presenza di veicoli e pedoni che saliranno presso il castello, per cui anche lì diciamo, chiediamo di fare attenzione magari chi transita lungo quella via. E l'ultima cosa, alle ore 15 è prevista per il campionato A1 maschile di pallanuoto presso la Piscina Bianchi una partita della pallanuoto appunto, per cui anche lì possibili disagi per la presenza di veicoli per il pubblico. Altre cose non avrei da segnalare per oggi. Grazie all'assistente Marco Cernecca, l'assistente scelto della Polizia Locale, ovviamente buon lavoro, grazie. Grazie altrettanto, buona giornata anche a voi. Grazie, ringraziamo tutta la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per i costanti aggiornamenti e noi continuiamo invece con la nostra rassegna stampa. Fra un attimo andiamo anche sulle pagine del Corriere e poi raggiungeremo le notizie anche triestine, ma abbiamo ancora più di 30 minuti assieme. La pagina economica del piccolo, Fincantieri, contratto negli Stati Uniti, 1 miliardo per
per altre 2 fregate. La costruzione della quinta e sesta corvetta della classe Constellation, il gruppo per i cantieri in Wisconsin cerca altri 400 addetti da assumere, quindi il Dipartimento della Difesa statunitense ha assegnato alla controllata americana di Fincantieri Marinette Marine, il contratto del valore di oltre $1 miliardo per la costruzione della quinta e sesta fregata destinata alla US Navy. La costruzione della prima nave è iniziata alla fine di agosto del 2022 con consegna prevista nel 2026. Andiamo avanti sempre con la pagina economica, tutte le graduali alle PMI. A2A ottiene 2 lotti in Friuli Venezia Giulia e altre 5 regioni. A2A Energia, il gruppo A2A, si è aggiudicata 2 lotti per il servizio a tutele graduali piccole imprese in 6 regioni per oltre 22.000 contatori. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il servizio riguarda Lazio, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Campania, Marche e Sardegna. Andiamo avanti con il nostro quotidiano, raggiungiamo anche fra poco le pagine triestine, anche perché posso immaginare che questo che andiamo a vedere ora sia uno degli argomenti che più interessa in questo momento. Siamo a Trieste, via San Michele, il senso unico arriva entro fine giugno, modifiche all'autobus 24, la svolta è prevista dopo la fine dell'anno scolastico, una sperimentazione per il percorso alternativo della Corriera. Il giornale ha preparato anche la mappa per far vedere le variazioni di percorso che è segnata in giallo della linea 24, mentre nel tratto rosso ci sono i tratti che vengono appunto soppressi, quindi questo lungo tratto che porta in salita l'autobus della linea 24 sarà quello che scomparirà. Ci sarà un nuovo percorso contornato con la linea gialla e i pallini che vedete non sono altro che invece le nuove fermate, quindi insomma una viabilità modificata per l'autobus della linea 24 che ha già fatto scattare qualche polemica. Vedremo appunto cosa accadrà. Entro la fine di giugno, dunque, dicevamo, dopo la chiusura delle scuole e le elezioni europee, scatterà il senso unico in via San Michele, che diventerà percorribile solamente in discesa direzione quindi Rive. Un cambiamento che prevede anche un nuovo percorso per gli autobus della linea 24 appena approvato dalla Regione, elemento determinante per l'istituzione di quel senso unico. L'indirizzo adottato dal Comune ha previsto un confronto con la Trieste Trasporti che ha avuto il compito di predisporre un tragitto alternativo con tanto di nuove fermate per il percorso da Piazza della Libertà a San Giusto, mentre resta invariato quello di ritorno, che continuerà quindi a passare in discesa lungo via San Michele. Nel dettaglio il tragitto della 24, che manterrà lo stesso numero di corse partendo dal capolinea di Piazza della Libertà, non subirà cambiamenti fino al suo arrivo sulle rive, dove invece di svoltare in via del Mercato Vecchio tra la Regione e il Savoia proseguirà lungo riva del Mandracchio, seguendo in pratica il percorso della linea 30 e quindi imboccando via San Giorgio. È previsto poi il passaggio in largo Papa Giovanni XXIII, via Bonaparte, per arrivare fino in via Don Minzoni. Da lì l'autobus svolterà a sinistra per via Catraro, via Bazzoni, raggiungendo così San Giusto, per poi ripartire scendendo, come detto, per via San Michele, dove tra l'altro sono appena terminati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi e dove sventolano almeno una ventina di bandiere del Comitato Qualità della Via, favorevole al senso unico di marcia e quindi a una limitazione del traffico in quella strada. Il nuovo percorso del bus, che comunque viene per ora adottato in via sperimentale, garantirà il servizio a una zona come quella di via Catraro e via Bazzoni, oggi non servita dal trasporto pubblico locale. Una nuova area gioco e pavimento più sicuro, così rinasce il parco, il primo di una serie di interventi da 200.000 euro, i pannelli sono stati consegnati inizio settimana, gli operai sono al lavoro, manca da sistemare la pavimentazione antitrauma in gomma, quindi montare la struttura con la quale i bambini del rione di Cittavecchia presto potranno finalmente tornare
a giocare. Sarà inaugurata entro la prossima settimana la nuova giostra, scusate, del giardino di via San Michele, sostituito nell'ambito di una più ampia riqualificazione delle aree gioco della città per 200.000 euro. Nelle prossime settimane si procederà con la manutenzione dei parchi gioco di via Capitolina, via Muratori, del giardino Blasina, del centro civico di Opicina e del giardino dei Tommasini, per una serie di interventi che dovrebbero concludersi il prossimo settembre. Quindi continuano i lavori anche per le aree verdi. Lavori nelle scuole, voto per gli europei, cambi di seggio decisi dal Comune, gli iscritti alla primaria Sauro si recheranno all'Istituto Carli, il ritorno alla Duca d'Aosta e i ricreatori chiusi in anticipo. Quindi dopo il trasferimento degli studenti dalla scuola primaria Sauro di via Tigor a causa degli interventi di riqualificazione, ora tocca agli elettori spostarsi in altra sede per recarsi al seggio ed esprimere le proprie preferenze di voto in vista delle elezioni europee che si terranno sabato 8 domenica 9 giugno. Infatti il Comune sta inviando agli elettori della Sauro la comunicazione dello spostamento del proprio seggio. Novità ci sono anche per gli elettori che fanno riferimento ad altri istituti eppure per le famiglie interessate ai servizi di alcuni ricreatori. Per quanto riguarda la Sauro si tratta di una decina di sezioni, la 1, la 7, 11, 83, 84, 86, 87, 90, 92 e 93 che riguardano un potenziale numero di votanti che supera le 7.000 unità. Queste sezioni, fa sapere l'ufficio elettorale, sono state tutte ricollocate temporaneamente all'interno dell'Istituto Carli, i cui ingressi sono situati in via Diaz e in piazza Ortis. Quest'ultimo ingresso è da privilegiarsi per le elettrici e gli elettori con difficoltà di deambulazione. Per elettori che vanno ci sono pure quelli che tornano. Altra modifica riguarda gli iscritti alle sezioni 74, 76, 78, 80 e 81 che a seguito della conclusione dei lavori della primaria Duca d'Aosta a partire da queste elezioni torneranno a votare nella propria scuola originaria di via Vespucci 2 invece che nel quasi dirimpettaio Istituto Da Vinci come avvenuto negli ultimi anni. Le elettrici e gli elettori con difficoltà di deambulazione potranno utilizzare l'ingresso privo di barriere architettoniche in via Veronese 2A. Il Comune informa infine che la sezione 188 è stata ricollocata definitivamente nella sede originaria alla scuola media Manzoni con l'ingresso in via Foscolo 13. Gli elettori con difficoltà di deambulazione potranno accedere dall'ingresso sito in via Parini 16, come nel caso della scuola Sauro di via Tigor. Anche a tutti gli altri elettori iscritti in queste sezioni è già stata inviata apposita comunicazione via posta. Il Comune informa inoltre che sempre al fine di consentire le operazioni elettorali per le europee nei ricreatori Gentilli di via Servola 127, Collodi di via San Pasquale 95 e Lucchini di via Biasoletto 14, il servizio integrativo scolastico terminerà subito dopo il pranzo di venerdì 7. Le attività pomeridiane saranno sospese. I centri estivi presenti alla scuola primaria Filzi Grego di strada di Guardiella 9 e la Saba di Salita di Gretta apriranno invece martedì 11 anziché lunedì 10. Ho voluto leggere tutto quest'articolo perché sono cose che giustamente, visto che le elezioni sono imminenti, possono davvero interessare. Ora andremo in pubblicità, poi vedrete già di cosa torneremo a parlare del Burlo con i nuovi stalli, ma lo faremo attraverso un servizio andato in onda al nostro telegiornale di ieri. A fra poco! Cinture allacciate, è tutto pronto per questa gara 3 che potrebbe già decidere la serie fra Trieste e Forlì. Vildera che torna a sostenerlo nel suo lavoro nell'andare, canestro, Eli Brooks, 2-0 Trieste. Ancora Ruzier con 8 secondi, deve inventare in velocità, va da Candussi, post basso contro Pollone, canestro, fallo, tiro libero supplementare. Pollone vuol giocarsi l'1 contro 1 con Brooks, poi va dall'americano, spalla il canestro con Vildera, si prende un tiro con grandissima classe, 6-4. Michi Ruzier penetra, tira fuori equilibrio,
canestro pazzesco di Michele. Qui 10-4 Trieste, Zampini fino in fondo, canestro, 4 punti anche per lui. Discrepanza forse di qualche decimo fra il cronometro dell'azione d'attacco e quello del tabellone luminoso del Palatrieste. Brooks si prende la tripla e l'uomo dei finali. Primo quarto, Trieste 19, Forlì 11. Rimbalzo di Vildera, fuori per Michele che ha spazio e si prende il tiro e fa bene. 3.3. Fatica Forlì a trovare un pertugio, Zampini ci prova dalla lunga distanza. Gran tiro di Zampini, quintetto base di serata considerata l'assenza di Justin Reyes. Va Ruzier per Candussi. Ruzier a 9 secondi sul cronometro, vede Brooks, lo serve, ha spazio, prende il tiro, prende il canestro e sono 3 punti e Trieste torna sul più 10. Scarico per Brooks, in pitturato ci sarebbe Vildera, ma Brooks vuole andare fuori per Ruzier, ha un po' di spazio, prende il tiro, lo segna, ma certo che lo segna. Miki Ruzier, playmaker, realizzatore, leader di questa squadra. Trieste 42, Forlì 32, se la gioca lo stesso Vildera in pitturato con Zampini, si gira, vede nell'angolo, Menalo può prendere un tiro comodo, 3 per Leo. Trieste ha un vantaggio di 18 punti, 63-45 in questo momento. Il blocco accennato di Magro, non lo sfrutta, si gira, va dall'altra parte da Radonic che prova il tiro dalla lunga distanza e lo mette. Una questione di contatti che in questo caso ci stanno nell'ambito della partita. 64-53, circolazione di palla per linee esterne, premiare Filloi che mette una tabellata che solo lui, Radonic vede Cinciarini, lo serve, scaglia il tiro senza paura e lo segna Cinciarini. Vildera 5 secondi, riceve da Ruzier, illumina con l'assist Michele, chiude il Barba. Gli chiude la strada, Cinciarini va nell'angolo da Zampini, lo cavalca, ora che è caldo, tripla importante di Zampini e Forlì torna sotto quota 10 punti di svantaggio e Brooks a ricevere, Filloi non ci pensa un istante, la tripla che inizia a indirizzare decisamente il match e lo indirizza lui da Cordova, Ariel Filloi. L'iniziativa personale di Cinciarini, fade away diciamo così alla sua maniera, pallone a terra di Pollone, onore delle armi, Trieste ha vinto, Trieste chiude la serie con un altro cappotto 3-0 e va in finale promozione con il sogno di riconquistare la Serie 1. Fondamentale ricordare che stasera alle 21:05 su Tele4 potrete gustarvi la partita integrale tra Pallacanestro Trieste e Forlì, ma lo ricorderemo anche durante le nostre edizioni dei telegiornali. Nuovi stalli a pagamento e sosta breve per gli utenti dell'ospedale infantile Burlo Garofalo. Da lunedì operativi un posteggio in via dell'Istria e uno davanti al pronto soccorso pediatrico nella zona per la fermata veloce, 5 minuti gratis per l'utenza dell'ospedale Burlo Garofalo che da tempo denunciava difficoltà di parcheggio. Da lunedì prossimo saranno a disposizione 2 nuovi spazi sosta, in questo caso a pagamento. La prima area insiste su via dell'Istria, delimitata da una ringhiera di colore giallo con tariffa oraria di €1,30, la seconda davanti al pronto soccorso del Burlo, entrando dunque nel comprensorio dell'istituto e svoltando a destra con una tariffa oraria di €1,50. Ma vediamo il servizio che racconta tutto questo. Da lunedì 27 maggio l'ospedale infantile Burlo Garofalo avrà 2 nuove aree di parcheggio dedicate all'utenza per 60 posti auto complessivi. La prima su via dell'Istria, delimitata dalla ringhiera gialla, con 47 stalli a disposizione e tariffa oraria di €1,30. La seconda davanti al pronto soccorso, entrando nel comprensorio dell'istituto, svoltando a destra, 13 posti più 3 riservati, con tariffa oraria di €1,50. Vi sarà inoltre un'area di sosta breve per consentire la
l'accompagnamento di utenti all'ospedale. Per accedervi bisognerà entrare dalla sbarra adiacente alla palazzina ambulatori e prendendo il ticket si avranno a disposizione 15 minuti per transitare lungo il parco, fermarsi in corrispondenza della nuova sala d'attesa nello spazio appositamente creato per consentire l'accompagnamento dei passeggeri nella struttura. Assolutamente vietata qui la sosta. Per coloro che si attardano oltre i 15 minuti verrà applicata una tariffa una tantum di 10 euro, oltre al costo di 1,50 euro l'ora per il tempo di permanenza. I posti per disabili, donne in gravidanza, utenti del pronto soccorso pediatrico e ginecologico, oltre che gli accompagnatori dei degenti dell'area oncoematologia, sono riservati davanti all'ingresso principale. Un risultato, spiega il direttore generale del Burlo, Stefano Dorbolò, al quale abbiamo lavorato per mesi, intervenendo anche sulla viabilità interna del comprensorio per risolvere quella atavica criticità dovuta alla ben nota carenza di spazi, attività condotta parallelamente agli investimenti effettuati al fine degli ampliamenti dei locali che abbiamo inaugurato a inizio anno, il tutto senza sacrificare gli stalli adibiti ai dipendenti. Parliamo ancora di parcheggi a Barcola, parcheggi per residenti e deroghe per gli alberghi. Dal 12 giugno al 10 settembre il Comune riserverà anche quest'anno delle aree sosta per i residenti di Barcola a carattere provvisorio durante l'estate. Gli stalli fruibili da chi abita nell'area si trovano in piazzale 11 settembre 2001, nel tratto compreso tra l'isola Spartitraffico, cioè il marciapiede, posto in corrispondenza dell'ex capolina dell'autobus, e il giardino vicino a via Grills. Allo stesso scopo è stata destinata l'intera carreggiata interna di Viale Miramare, compresa tra i numeri civici 229 e 267/1. È previsto il rilascio di un unico contrassegno del nucleo familiare residente che non abbia disponibilità a qualsiasi titolo di un box, di un garage, di un posto auto riservato, ovvero di un'area privata idonea alla sosta di un veicolo. L'amministrazione ha confermato anche le deroghe al divieto di transito già introdotte le scorse estati a favore di clienti delle scuole ricettive dei veicoli destinati al rifornimento delle merci, delle attività commerciali, consentendo una breve sosta. Andiamo avanti stando sempre sul quotidiano per parlare anche di quello che abbiamo visto prima nel titolo, nella prima pagina: aggressioni e rapine sempre più minori ricorrono al Burlo Garofalo. Quasi ogni giorno il pronto soccorso dell'ospedale deve visitare i ragazzini vittime dei soprusi delle bande, delle baby gang. Il primario Ammaddeo così parla: si è aggravato il disagio giovanile. Questa è una foto con la polizia locale davanti alla scuola media Bergamas, dove anche noi siamo stati in questi giorni proprio a testimoniare le violenze da parte di alcune baby gang che se la prendono con i ragazzini delle medie usciti da scuola rubando merendine e soldini che hanno con sé, tanto da dover istituire un presidio delle forze dell'ordine proprio fuori dall'istituto scolastico per garantire l'incolumità dei ragazzi. Quindi l'emergenza della violenza giovanile trova conferma anche nei dati sanitari, quelli del Burlo, dove finiscono ragazzini aggrediti accompagnati dai genitori per medicare le lesioni e refertarle. In questi ultimi 3-4 mesi il pronto soccorso ha registrato un incremento degli accessi per risse, pestaggi e colluttazioni. La media oscilla tra 5 o 6 ragazzini alla settimana portati all'ospedale a causa delle violenze subite in strada, quasi uno al giorno. Le prognosi, a parte i fatti più gravi come l'accoltellamento di un mese fa al CIOFS di Via dell'Istria, sono spesso di pochi giorni. Non era mai accaduto prima d'ora che l'ospedale di Via dell'Istria dovesse fronteggiare un fenomeno del genere, evidentemente indicativo di una certa piega che sta prendendo anche Trieste. Le aggressioni tra ragazzini di età compresa tra i 12 e i 18 anni, osserva il primario del pronto soccorso del Burlo, il dottor Alessandro Ammaddeo, rientrano nel più ampio contesto del disagio giovanile, che anche a Trieste, in particolare dopo il Covid, si è accentuato e comprende anche altre problematiche che determinano gli accessi in ospedale: abuso di sostanze alcol, disturbi alimentari dell'umore o autolesionismo. C'è quindi un incremento degli accessi per le violenze, ma ciò va circoscritto in un contesto di disagio più generale. L'impressione è che in quella fascia d'età un po' tutto questo sia effettivamente aumentato. Per quanto riguarda nello specifico le aggressioni, parliamo di ragazzini soprattutto delle scuole superiori, ma abbiamo visitato anche adolescenti che frequentano le medie. Come personale sanitario, aggiunge il direttore del reparto, abbiamo l'obbligo di refertare le violenze e la documentazione viene poi inviata all'autorità
giudiziaria. Alla Bergamas, lo abbiamo anticipato prima, i genitori diffondono il vademecum per la sicurezza nella scuola di San Giacomo. Se ne occupò anche Marco Stabile proprio ieri, l'altro ieri durante Sveglia Trieste, enunciando meglio, diffondendo lo stesso vademecum delle mamme che sono preoccupate perché i loro ragazzi rischiano appunto di subire abusi all'uscita da scuola. Prima regola: cellulare in tasca, occhi aperti per prevenire incontri sgradevoli, creare gruppi numerosi per il ritorno a casa in modo tale da non essere accerchiati da una banda, trovare percorsi alternativi, entrare nei negozi aperti se non ci si sente al sicuro. Questi punti enunciati nel vademecum fatto diffondere dalle mamme della scuola Bergamas. L'iniziativa dei rappresentanti dei genitori a riprova di quanto il problema sia ormai sentito tra le famiglie dopo le ripetute violenze registrate all'esterno dello storico istituto scolastico di San Giacomo. Allora, prima vi abbiamo mostrato di nuovo gli highlights della partita di Trieste-Forlì. Sentiamo l'intervista a coach Christian e al general manager Arcieri, anche questa venuta ovviamente dopo la partita che abbiamo fatto vedere poc'anzi con gli highlights. Le reazioni. You know, I think I'll start with, it's just an incredible night for our organization. Partirò dicendo che è stata una notte incredibile per tutta la nostra organizzazione. And an incredible night for our fan base. E una grande nottata per i nostri tifosi. Don't think it's not lost on me the struggle that's been in this building for the last few years. E non pensate che io non mi renda conto dei problemi che sono stati in questo palazzetto, in questa arena negli ultimi anni. You know, part of the reason why we're all here is to create positive change in our community. E una delle ragioni per cui siamo tutti quanti qui è cercare di portare un cambiamento positivo nella nostra comunità. You know, it feels good to pull out a victory and see all the smiles and the energy back in the building. Veramente molto bello vedere la gente applaudire una vittoria e avere tanta energia positiva e felicità nel palazzetto. I felt like tonight was a real celebration with our fan base, with our team. Penso che stasera sia stata veramente una grande celebrazione con i nostri tifosi della nostra squadra. And it's just beautiful to see. Ed è veramente molto bello da vedere. First of all, to our ownership, Paul Matiasic and Richard DeMeo, who've traveled a long way to come here and be with us tonight. It's been really spectacular to spend this time with them and to have them come home to Trieste and see what they've invested in, what they've brought together. Prima di tutto a Paul e Richard che sono venuti qui, è stato bellissimo vederli arrivare qui, passare del tempo con loro, vedere insieme a loro quello che loro hanno costruito in questa città e con questa squadra. I nostri proprietari sono stati coinvolti ogni giorno dall'agosto. Sicuramente è difficile essere sull'altro lato dell'oceano, ma noi apprezziamo tantissimo quello che avete fatto. Non so quanti abbiamo avuto stasera, 5.744. Allora, ovviamente è stato bellissimo vedere la curva, il DJ, il drum squad, tutto il rosso, tutti i tifosi. Allora, ancora dico questo sempre, ancora non abbiamo fatto niente. Sicuramente è importante vincere, volevamo giocare in giugno e adesso possiamo giocare in giugno. Credito a Jamie, allo staff, ai giocatori che hanno vissuto un campionato così, con tanta emozione, ma erano sempre insieme. Credito a lui, lo staff e tutti lo staff che lavora qui. Bene, torniamo sul giornale, cerchiamo di leggere un po' di notizie in velocità. Il porto riapre ai triestini, l'Open Day torna dopo 5 anni, l'iniziativa dell'autorità portuale, attesi in 400 per la 6ª edizione del tour che era stato sospeso in pandemia. Per la prima volta si potrà visitare l'area dell'ex Ferriera e la piattaforma logistica. L'ultimo con Zeno e il primo con i cantieri destinati a rivoluzionare il futuro dell'intero territorio. Il porto di Trieste torna a mostrarsi al pubblico per la prima volta dopo 5 anni con la 6ª edizione
edizione dell'Open Day promosso domani dall'autorità di sistema portuale insieme alle associazioni di categoria, agli operatori e alla comunità portuale. Un tour attraverso i luoghi di carico e scarico di navi e traghetti e alla scoperta di luoghi finora accessibili solo agli addetti ai lavori, come l'area dell'ex Ferriera di Servola o il terminal della piattaforma logistica. Le iscrizioni si sono aperte 2 settimane fa per un totale di 400 posti e sono andate esaurite in soli 2 giorni, a riprova che per capire il porto bisogna entrarci, come recita il manifesto dell'iniziativa. Mobilitazione per le poste, no alla privatizzazione. Il presidio dei sindacati è andato in scena ieri, no alla privatizzazione, alla svendita di Poste Italiane. È il grido lanciato anche in Friuli Venezia Giulia dai sindacati delle telecomunicazioni che sono scesi in piazza ieri mattina a Trieste per protestare contro l'ipotesi di ulteriori cessioni delle quote del gruppo controllata dal Ministero dell'Economia e da Cassa Depositi e Prestiti. La cessione del controllo dell'azienda ai privati, secondo i sindacati, metterebbe fortemente a rischio anche l'occupazione dei circa 2.300 dipendenti del Friuli Venezia Giulia, con pesanti ricadute sociali e impatti rilevanti sull'economia, così come accaduto in tutte le fallimentari esperienze di privatizzazione avviate dai diversi governi a partire dal 1992. Aumentare il fondo amianto, la mozione arriva in Regione, la proposta di Partito Democratico e Patto per l'Autonomia, proporre al governo una revisione delle norme sull'amianto, aumentare i soldi a disposizione del fondo per le vittime, istituire un tavolo di concertazione tra Regione, Fincantieri e associazioni. Sono le 3 richieste presentate attraverso una mozione dai consiglieri regionali di opposizione Diego Moretti ed Enrico Bullian, sottoscritta in modo bipartisan da buona parte dei consiglieri dell'Aula. Prendiamo le mosse dalla mozione unitaria votata in Consiglio regionale, ha premesso Moretti, per impegnare ulteriormente il Presidente della Regione e Giunta a condannare i decreti recentemente approvati. Serve altresì incrementare i soldi a disposizione del fondo per le vittime dell'amianto e il terzo impegno che il Consiglio regionale ha preso è quello di istituire un tavolo di confronto per l'impiego dei fondi del 2023 per cercare delle risposte adeguate alle richieste avanzate dalla stessa associazione. Stiamo sul Giornale. L'impegno del figlio di Carlo Kert riporta alla luce la vita del cineasta, autore di Trieste Mia, primo film girato in città nel dopoguerra, poi il trasferimento in Belgio, la storia del regista dimenticato sulla pagina del Giornale. Le ricerche sono proseguite per anni, scavando negli archivi di Stato, nelle pagine dei giornali dell'epoca e nei ricordi di chi l'ha conosciuto. Oggi, a quasi 60 anni dalla sua morte, è possibile ricostruire con precisione l'itinerario biografico e artistico di Carlo Kert, figura poliedrica della Trieste prima novecentesca, fotografo, attore, ma soprattutto cineasta, come lui stesso era solito definirsi. Andiamo avanti velocemente con le notizie, prima di chiudere la nostra rassegna stampa. Mio padre voleva ridare la sua vera anima a Trieste dopo la fine della guerra. Daniele Kert aveva 16 anni quando suo padre è morto. Dopo il trasferimento a Bruxelles nel 1946, Carlo Kert lavorò come fotoreporter, continuando a scrivere sceneggiature, ma mantenendo sempre una certa reticenza col suo passato artistico. Così a partire dagli anni 70 per il figlio Daniele, oggi residente in Ungheria, è iniziata una lunga serie di indagini volte a rintracciare il profilo autentico del padre. Questa appunto la pagina dedicata al personaggio da parte del giornale Il Piccolo. Continuiamo con la lettura, i primi 60 anni dell'International School di Opicina. Oggi la festa, l'istituto in lingua inglese fondato nel 64 in via Galatti, una storia di crescita a servizio della comunità triestina. Compie quindi 60 anni la International School of Trieste, un istituto privato che dal 64 accoglie studenti di tutte le nazionalità, ponendosi l'obiettivo di creare una mentalità multiculturale con una didattica d'eccellenza in lingua inglese. Situato all'interno del villaggio del fanciullo Opicina, la scuola accoglie studenti dai 2 ai 19 anni, coprendo dunque le classi dell'asilo, scuole elementari, medie e superiori. Oggi sono in totale 361 gli allievi iscritti con oltre 30 nazionalità differenti. E siccome non ne abbiamo mai abbastanza, prima di chiudere vediamo di nuovo gli highlights di Trieste Forlì con il racconto di Marco Stabile andati in scena ieri. Io vi ricordo che comunque stasera alle 21:05 su Tele4 potrete vedere la partita integrale. Rivediamo gli highlights. Cinture allacciate, è tutto pronto per questa
gara 3 che potrebbe già decidere la serie fra Trieste e Forlì. Vildera che torna a sostenerlo nel suo lavoro nell'andare, canestro, Eli Brooks, 2-0 Trieste. Ancora Ruzier con 8 secondi, deve inventare in velocità, va da Candussi, post basso contro Pollone, canestro, fallo, tiro libero supplementare. Pollone vuol giocarsi l'1 contro 1 con Brooks, poi va dall'americano, spalla il canestro con Vildera, si prende un tiro con grandissima classe, 6-4. Michi Ruzier penetra, tira, fuori equilibrio, canestro, pazzesco di Michele. Qui 10-4 Trieste, Zampini fino in fondo, canestro, 4 punti anche per lui. Discrepanza forse di qualche decimo fra il cronometro dell'azione d'attacco e quello del tabellone luminoso del Palatrieste. Brooks si prende la tripla e l'uomo dei finali. Primo quarto, Trieste 19, Forlì 11, ribalzo di Vildera. Fuori per Michele che ha spazio e si prende il tiro e fa bene, 3-3. Fatica Forlì a trovare un pertugio, Zampini ci prova dalla lunga distanza, gran tiro di Zampini. Quintetto base di serata considerata l'assenza di Justin Reyes. Va Ruzier per Candussi, Ruzier ha 9 secondi sul cronometro, vede Brooks, lo serve, ha spazio, prende il tiro, prende il canestro e sono 3 punti e Trieste torna sui più 10. Scarico per Brooks, in pitturato ci sarebbe Vildera, ma Brooks vuole andare fuori per Ruzier, ha un po' di spazio, prende il tiro, lo segna, ma certo che lo segna. Michi Ruzier, playmaker, realizzatore, leader di questa squadra. Trieste 42, Forlì 32, se la gioca lo stesso Vildera in pitturato con Zampini, si gira, vede nell'angolo, Menalo può prendere un tiro comodo, 3 per Leo. Trieste ha un vantaggio di 18 punti, 63-45 in questo momento. Il blocco accennato di Magro, non lo sfrutta, si gira, va dall'altra parte da Radonic che prova il tiro dalla lunga distanza e lo mette. Una questione di contatti che in questo caso ci stanno nell'ambito della partita. 64-53, circolazione di palla per linee esterne, premiare Filloi che mette una tabellata che solo lui, Radonic vede Cinciarini, lo serve, scaglia il tiro senza paura e lo segna Cinciarini. Vildera 5 secondi, riceve da Ruzier, illumina con l'assist Michele, chiude il Barba, gli chiude la strada, Cinciarini va nell'angolo da Zampini, lo cavalca, ora che è caldo, tripla importante di Zampini e Forlì torna sotto quota 10 punti di svantaggio e Brooks a ricevere, Filloi non ci pensa un istante, la tripla che inizia a indirizzare decisamente il match e lo indirizza lui da Cordova, Ariel Filloi. L'iniziativa personale di Cinciarini, fade away diciamo così alla sua maniera, pallone a terra di Pollone, onore delle armi, Trieste ha vinto, Trieste chiude la serie con un altro cappotto, 3-0 e va in finale promozione con il sogno di riconquistare la Serie A1. Stasera alle 21:05 su Tele4 la partita è integrale. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, a fra poco. Bentrovati di nuovo in diretta Sveglia Trieste con la prima ospite che si è seduta qui e che per la prima volta viene a trovarci, Giulia Pigoni, candidata per le europee di Stati Uniti d'Europa. Bentrovata. Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito. Allora, Stati Uniti d'Europa che raccoglie con sé diversi movimenti, partiti, ha degli obiettivi chiari. Su Tele4 abbiamo già visto comunque la presentazione dei candidati con il capolista Graham Watson che abbiamo intervistato. Adesso con Giulia Pigoni
parleremo anche dei suoi ovviamente di obiettivi. Innanzitutto io partirei proprio dal concetto di Stati Uniti d'Europa, cioè che cosa vuol dire questo nome che avete scelto, che sì, slogan, ma che deve essere anche, immagino, molto evocativo di quello che secondo voi deve essere l'Europa, giusto? Significa senz'altro provare a recuperare il sogno dei nostri padri fondatori, delle nostre madri fondatrici, quello di un'Europa federale, di un'Europa che possa parlare come voce unica e molto importante nel mondo, a differenza purtroppo di quello che è successo anche negli ultimi anni, dove abbiamo rischiato di essere un po' a traino di altri, delle decisioni di altri. Quindi abbiamo scelto di non mettere nomi di leader nei simboli, ma di mettere appunto questo sogno che accomuna anche forze politiche che hanno a volte anche storie diverse tra loro, ma che hanno scelto di battersi insieme per raggiungere questo sogno, appunto l'obiettivo di un'Europa federale. L'altra grande novità rispetto agli altri partiti, che non dovrebbe esserlo, ma in realtà in questo panorama politico nazionale lo è il fatto che tutte le persone che si sono candidate all'interno della nostra lista hanno preso l'impegno, se elette, di sedere al Parlamento europeo. Stiamo vedendo invece quanto i leader dei partiti nella nostra Italia, appunto, si siano candidati in realtà per trainare la lista, ma hanno già dichiarato che se verranno eletti poi lasceranno il posto ad altri per rimanere al Parlamento italiano. Quindi io penso che questo sia una grande presa in giro nei confronti degli italiani. Molti dicono che l'Europa è nata in un certo modo, aveva obiettivi molto precisi, però insomma qualcosa è andato storto nel percorso, no? Infatti oggi parliamo di un'Europa che deve essere un po' rinnovato, quantomeno all'altezza delle sfide di oggi. Guardi, io credo che i prossimi 5 anni, la prossima legislatura sarà quella che o costruisce veramente un'identità europea o penso possa veramente mettere in difficoltà i nostri stati e il nostro paese. Chi oggi dice meno Europa sta prendendo in giro le nostre famiglie, le nostre comunità e le nostre imprese, che sanno quanto sia importante invece lavorare insieme per essere più forti nel mondo. C'è chi parla anche dell'uscita dall'Europa. Ma in realtà si sente molto meno anche questa proposta rispetto agli anni passati e rispetto alle ultime elezioni europee, proprio perché c'è la piena consapevolezza anche da parte dei leader politici più estremisti, che stavolta senza Europa veramente rischiamo di saltare tutti dal punto di vista economico. Quindi è una proposta che si fa per fortuna molto meno, però il rischio anche rispetto a quello che sono invece i leader internazionali di quelle che sono le dichiarazioni anche degli ultimi mesi può mettere a rischio la nostra Unione Europea se non ci saranno voci importanti al sedere del Parlamento europeo per lavorare insieme per il bene comune. Allora, è arrivata una mail che già ci porta un attimo in tema. Qui siamo ovviamente in un territorio dove l'immigrazione è molto alta, la presenza di stranieri è consistente e adesso ci sono molti cittadini di fede musulmana. Nascono centri culturali islamici, ma noi vogliamo invece mantenere la nostra tradizione culturale multimillenaria. Viva l'Europa cristiana, scrive Piero. È un tema che gli lancio, insomma. Beh, io credo che il tema dell'immigrazione ci sia, ma ci sia molto forte il tema della integrazione. Quindi noi ovviamente grande rispetto per le persone che arrivano e che debbono essere accolte dal mio punto di vista, anche questo però deve essere un tema trattato a livello europeo, non soltanto dal punto di vista dei singoli stati, e l'integrazione però la facciamo, diciamo, non creando, passatemi il termine, delle zone dove chi arriva viene in qualche modo ghettizzato addirittura, ma noi abbiamo bisogno di fare una politica veramente di accoglienza, di integrazione, e spesso questo è mancato a varie latitudini del nostro paese e credo anche qui. E infatti solleticheremo anche i telespettatori, se vogliono, con questo il tema immigrazione per l'Europa. Quanto conta e cosa vuol dire? L'Italia, molti dicono paese di primo approdo, è vero fino a un certo punto, se vogliamo, parlando degli sbarchi, poi per il resto no. Però insomma la migrazione è in Italia un qualcosa che, se non gestito, può diventare difficoltoso averci a che fare. Ecco, come l'Europa si dovrebbe comportare in tal senso, gli Stati europei, per garantire una corretta migrazione dei popoli e per non creare dissidi tra i Paesi membri dell'Unione Europea, ovviamente. Penso che il tema fondamentale sia poi quello della formazione delle persone che arrivano dal punto di vista professionale e scolastico, perché se ci pensiamo oggi siamo sempre meno e abbiamo anche sempre meno persone che entrano nel nostro mercato del lavoro. Quindi noi penso che la soluzione possa essere quella di lavorare affinché appunto accogliamo
accogliendo e integrando realmente, queste persone possano essere realmente inserite prima a livello scolastico e poi nel mercato del lavoro grazie ad una formazione reale che dobbiamo fare nel momento dell'accoglienza. Ribadisco, come ho detto prima, però il concetto deve essere europeo, non può essere soltanto dei singoli stati di approdo, come diceva lei prima, perché noi abbiamo bisogno di una distribuzione equa proprio perché sia sostenibile per gli uni e per gli altri. Lei si incandida con una circoscrizione davvero molto ampia, tra l'altro, tantissimi candidati. Ecco, anche come zona, diciamo, il nord, il nord-est, il centro Italia, zona sempre considerata molto produttiva, no? Storicamente parlando, secondo lei è ancora così? Cosa si può fare anche in Europa per portare interessi dei territori proprio all'attenzione del Parlamento europeo? Io mi candido appunto in questa circoscrizione che è quella del nord-est detto appunto produttivo. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale importantissimo nelle nostre regioni, anche voi qui avete questa ricchezza straordinaria di imprese e io credo che la cosa più importante che possiamo fare quando ci sediamo al Parlamento europeo sia quella di tutelare le nostre imprese, tutelare le eccellenze dei nostri territori. Come farlo? Chiedendo regole che possano essere eque ed equilibrate. Questo perché parliamo anche del Green Deal degli ultimi anni. Per le nostre imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese, ha significato riconversione dei processi, riconversione dei prodotti e questo spesso significa nuovi investimenti e nuove competenze. Qui si apre tutto il tema della formazione professionale dei nostri ragazzi, che credo non debba più essere soltanto italiana, soltanto statale, ma debba aprirsi all'Europa. Noi abbiamo bisogno di un piano in cui la formazione professionale veramente viene fatta a tutto tondo. Pensiamo a un grande Erasmus della formazione, non soltanto appunto scolastico, ma che possa riguardare direttamente il mondo del lavoro, il mercato del lavoro. Io credo che non sia un problema quando i nostri ragazzi partono, ma il fatto che non li mettiamo nelle condizioni di poter tornare a casa, di poter reinvestire quello che hanno imparato, le loro competenze nel mercato del lavoro e nelle nostre imprese. Quindi la tutela delle imprese, la valorizzazione delle nostre eccellenze passa sicuramente dal fatto di andare in Europa a chiedere di accompagnare una transizione energetica, una transizione ecologica che porti ad una reale sostenibilità. Parliamo spesso di sostenibilità ambientale, non possiamo dimenticarci di quella economica e di quella sociale. Ci troviamo fra poco anche sul green e la transizione ecologica. Vado anche sul giornale, mettiamo un attimo la pagina del giornale, riferimento al Corriere della Sera di oggi. I popolari tentati da Meloni e dalle destre, dobbiamo fermarli e salvare l'Europa. C'è un pericolo che le destre si prendano, per così dire, l'Europa in tal senso, anche in termini poi di alleanze, se vogliamo. Che cosa si sta delineando nel panorama politico, proprio diciamo nell'equilibrio tra i tradizionali destra e sinistra in Europa? La nostra forza politica, la nostra lista di scopo, quella degli Stati Uniti d'Europa, si candida proprio per essere argine da una parte e dall'altra. Se guardiamo alla politica italiana, il centrodestra ha perso il centro, si è estremizzato sempre di più con la premier Giorgia Meloni che di giorno va a braccetto con Marine Le Pen, Viktor Orban, i populisti di Vox e la sera poi quando ha bisogno effettivamente di fondi invece parla con Ursula von der Leyen. Io sono emiliano-romagnola, ho vissuto il momento dell'alluvione con le persone appunto in difficoltà. In quell'occasione Giorgia Meloni arrivò stivali, coda in mezzo, con questa passerella in mezzo al fango e allora ovviamente chiese l'aiuto a Ursula von der Leyen. Quindi alla mattina in qualche modo si attacca all'Europa e si dice che ne vogliamo sempre di meno, alla sera però quando c'è bisogno di portare a casa i finanziamenti necessari per il nostro paese e si cerca allora di tornare europeisti. Credo che noi abbiamo bisogno di più serietà in politica, più serietà anche nella politica europea e quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di una forza moderata di centro che faccia argine, come dicevo, però anche dall'altra parte, perché un partito democratico che si è sempre definito anche riformista sta perdendo completamente la bussola dal mio punto di vista, spostando il proprio baricentro sempre più verso l'estrema sinistra, abbracciando le idee del Movimento 5 Stelle. Quindi credo che sia necessaria anche la nostra visione per poter appunto arginare queste
questi estremi che stanno venendo avanti nel nostro paese e che stanno venendo avanti purtroppo, come diceva lei prima, anche all'interno dell'Unione Europea stessa. Ogni seggio che porterà a casa la nostra lista di scopo sarà un seggio in meno per i sovranisti italiani, quindi noi ci battiamo per questo. Allora, visto che l'abbiamo citato, torniamo sul giornale. Putin pronto alla pace con i confini attuali, Orban contro NATO e Unione Europea, l'ungherese così esclama, Bruxelles prepara la guerra a Mosca. Quindi un'escalation che neanche troppo paventata più ormai, nel senso, ovviamente quello che sta succedendo nel mondo, nell'Europa orientale è davvero drammatico, e in più aumentano le tensioni internazionali anche con figure che dovrebbero garantire, no, la pace dell'Europa. Cosa sta succedendo? Il ruolo di Orban, tra l'altro, e soprattutto il ruolo di Putin, che sta davvero influenzando anche l'Europa. Credo che i focolai di guerra che sono nati negli ultimi anni debbano farci veramente riflettere su che tipo di Unione Europea vogliamo costruire. Un'Unione Europea, lo dicevo all'inizio, che non può andare a traino delle alleanze che abbiamo fatto e che ovviamente vogliamo portare avanti, che però appunto deve essere altrettanto compatta nelle decisioni. È per questo che nel nostro programma è detto in modo molto chiaro che noi ci batteremo per una difesa comune, per l'esercito comune. Quindi questo perché ogni Stato non può più avere anche differenze di tipi di tecnologia a livello militare. Noi abbiamo bisogno di essere una forza compatta in questo. Ogni singolo Stato non può pensare di sedere ai tavoli di uno scacchiere internazionale e di contare qualcosa rispetto a quelle che sono le grandi potenze del mondo. Penso appunto agli Stati Uniti da una parte, alla Cina, all'India dall'altra, ma anche ovviamente alla Russia. Quindi abbiamo bisogno di una voce forte e compatta, non soltanto dal punto di vista della politica militare, ma ovviamente anche dal punto di vista della politica diplomatica, e quindi c'è bisogno di un passo avanti netto e deciso proprio nei prossimi 5 anni per affrontare quello che sta succedendo adesso anche alle porte della nostra Unione Europea in Ucraina. Non solamente poi la guerra lì, ovviamente le tensioni anche in Medio Oriente tra Israele e Hamas. Viviamo un momento davvero difficile dove sullo scacchiere internazionale anche fare una mossa, va ponderato molto. Assolutamente sì, ed è per questo che non possiamo più permetterci di andare in ordine sparso come Stati dell'Unione Europea. Serve una politica diplomatica comune. C'è ancora un ruolo quasi da guerra fredda, se vogliamo, comunque da bipolarismo estremo come una volta, cioè la Cina da un lato, gli Stati Uniti dall'altro, che sono forse le grandi potenze che di fatto condizionano il mondo, insieme poi ovviamente ad altre. Ecco, l'Europa in questo caso deve diventare protagonista. Assolutamente, noi abbiamo bisogno di contare qualche cosa. C'è chi va in Europa o che si candida per andare in Europa per contarsi, per capire quanto è forte il proprio governo qui in Italia o quanto è forte la propria opposizione al governo qui in Italia. Noi invece ci candidiamo per fare contare l'Europa. Credo che questa sia la principale differenza. In questa campagna elettorale, che è brevissima purtroppo, perché abbiamo avuto un mese di campagna elettorale, ci attendono gli ultimi 15 giorni, nessuno sta parlando realmente dei temi europei, pochissime forze politiche lo stanno facendo. Noi stiamo costantemente cercando di fare capire agli italiani e alle persone quello che abbiamo intenzione di portare avanti se siederemo al Parlamento europeo. Questa è una differenza. Fra poco le lancio l'assist sul Green, tra l'altro commentiamo anche questo titolo: i giudici, Israele fermi l'offensiva a Rafah, intervento non vincolante del Tribunale Internazionale dell'Aia, trovati i corpi di altri 3 ostaggi. Anche questo è sicuramente una partita difficile, importante, che si sta giocando con delle tensioni altissime, con i richiami degli Stati Uniti stessi a Israele proprio per fermare alcuni tipi di offensiva. Quindi insomma voglio dire, c'è molta preoccupazione su quello che sta succedendo, e l'Europa, il ruolo che deve avere anche in questo contesto qual è? Perché ricordiamo, noi abbiamo ovviamente le basi statunitensi nel nostro paese, quindi giochiamo un ruolo insomma da alleati, se vogliamo, con gli Stati Uniti, no? E certamente dobbiamo continuare ad esserlo. Nessuno ha intenzione di mettere in discussione la nostra alleanza con gli Stati Uniti d'America. Questo però non significa
decidere di non avere voce in capitolo nelle decisioni che vanno prese anche rispetto a quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza. Quindi ovviamente noi dobbiamo prendere decisioni in modo forte come Unione Europea, senza mettere in discussione, come dicevo prima, il nostro atlantismo, l'appartenenza alla NATO, eccetera, ma con un po' più di forza rispetto a quello che è successo nel recente passato. Le lancio una provocazione. Siamo davvero pronti per la transizione energetica? Siamo davvero pronti per una rivoluzione? Siamo davvero pronti per eliminare le macchine a combustione, il 2035, le scadenze che arrivano ma sono sempre più vicine? Questo a volte spaventa anche. La timeline come la stiamo vivendo secondo lei in questo momento? Siamo pronti? Nel senso che io credo si debbano fare molti passi avanti, ma credo anche che dobbiamo capire da che punto, dove partiamo quando parliamo di cambiamento climatico e quindi di transizione energetica. Perché in Italia c'è chi vorrebbe tutto subito per il cambiamento climatico, a prescindere dalle conseguenze che può portare, c'è chi invece frena su tutto nella paura del rischio di una sostenibilità sociale che non reggerebbe, ma c'è anche chi nel nostro paese addirittura ancora oggi nega il cambiamento climatico dicendo che le emissioni di gas serra non sono dipendenti dall'uomo. Io partirei intanto togliendo questa ultima visione e versione dal tavolo. Io credo che dobbiamo lavorare per avvicinare le altre due posizioni, quelli di chi vuole appunto fare passi avanti verso questa transizione e verso la sostenibilità ambientale e chi appunto vuole mantenere un occhio ben attento a quella che è la sostenibilità economica e sociale. Sono lingue che devono parlarsi assolutamente. Come accompagnare le nostre imprese, i nostri territori verso questa transizione, credo che si debba fare chiedendo anche però regole molto chiare, come dicevo prima, ma una flessibilità delle norme, incentivi mirati però, perché spesso abbiamo parlato di incentivi che arrivano a pioggia in qualche modo. Noi abbiamo bisogno di incentivi mirati non soltanto per la dimensione delle imprese, perché i grandi gruppi e le piccole e medie imprese non hanno le stesse esigenze, quindi ovviamente anche gli incentivi vanno contemperati a questo, ma soprattutto debbono essere rivolti in modo totalmente prioritario alle eco-innovazioni, alle eco-tecnologie, proprio per andare ad accompagnare questa transizione. Quindi i finanziamenti, siamo pronti? Ancora no, però abbiamo la necessità di rendere molto più agibile la possibilità di partecipare ai bandi e ai finanziamenti che l'Europa mette a disposizione, sapendo che abbiamo bisogno di avere una visione molto chiara sul fatto che debbono arrivare finanziamenti mirati su tutto quello che è la transizione ecotecnologie verso il futuro. Sì, poi come diceva lei prima ci sono tanti passi che devono essere fatti. Faccio un esempio sciocco, ad esempio l'auto elettrica costa ancora moltissimo, le produzioni la maggior parte avvengono in Cina, alla gente conviene ancora prendere l'auto classica diesel benzina, quindi anche forse sbloccare certi incentivi probabilmente per favorire l'acquisto ad esempio di un'auto elettrica, perché il costo magari non lo permette. Allora come faccio il cambiamento se solamente i ricchi possono permetterselo? È un po' lì che volevo andare a parare. Assolutamente sì, ed è chiaro che io ritengo le tempistiche completamente sbagliate. Noi abbiamo bisogno di dilazionare molto di più anche gli obiettivi che ci siamo dati, quindi questo io lo ritengo una necessità evidente. Poi è chiaro che dobbiamo fare tutti questi passaggi senza mettere in croce e in difficoltà quelle imprese che hanno fatto, ad esempio sui motori. Io vengo dalla Motor Valley, quindi conosco molto bene questo settore. Non possiamo certamente pensare di mettere in difficoltà poi tutte quelle imprese che hanno costruito le nostre eccellenze italiane. Quindi sono passi avanti che vanno necessariamente fatti, dobbiamo arrivarci con le tempistiche giuste, perché io credo che una transizione debba essere graduale. Parlavo prima di un accompagnamento delle nostre imprese a questo, e gli incentivi di cui parlava lei adesso sono fondamentali, perché altrimenti ci sono tante famiglie che non possono sicuramente essere messe in difficoltà in virtù di una transizione energetica ed ecologica di cui abbiamo bisogno, ma vanno anch'esse accompagnate, e lo si fa attraverso finanziamenti di incentivi puntuali. Allora colgo l'occasione anche per, sottolineando la sua provenienza, che purtroppo insomma nella terra da cui lei proviene si sono vissuti momenti drammatici per quanto riguarda i disastri ambientali. Qui ancora il terremoto del 76 in Friuli è un ricordo più vivo che mai, che ha insegnato al popolo friulano ad alzarsi subito, no? E a reagire come tutti i popoli che hanno subito disgrazie del genere. Ecco, riuscire a evitare
evitare in futuro disastri, non tanto perché non avverranno, ma essere preparati ovviamente a come dire, resistere a queste ondate. È anche questa una partita importante che si gioca in Europa per i cittadini, per le nostre città, per la vita di tutti. È fondamentale, ovviamente lei ricordava la catastrofe avvenuta qui, noi in Emilia Romagna abbiamo vissuto l'anno scorso l'alluvione, ma 10 anni fa il terremoto proprio nella zona di Modena, che è quella da cui io provengo, e come arrivare ad essere pronti. Purtroppo il problema è come agiamo ovviamente in questi anni per prepararci. Però penso anche a cosa ha deciso di fare il nostro governo per non essere pronto. Il governo Renzi aveva, se ricordate, impostato Italia Sicura con un finanziamento importantissimo per tutto quello che è il dissesto idrogeologico, il contrasto al dissesto idrogeologico. Se pensiamo che il governo Conte e le altre forze poi che si sono succedute lo hanno prima eliminato e poi non lo hanno mai più ripristinato, credo che questo sia stato un grande limite anche a livello di visione del nostro Paese. Abbiamo bisogno di manutenzioni, abbiamo bisogno di nuove opere proprio per essere pronti anche alle calamità naturali che possono effettivamente colpire le nostre terre e i nostri paesi. Come arrivarci? Ovviamente facciamo sempre un grande applauso alle nostre protezioni civili che stanno facendo e hanno fatto un grandissimo e immenso lavoro, però non possiamo attendere sempre che ci sia poi soltanto l'Europa ad intervenire nel momento in cui succede qualche cosa di terribile come è successo in queste occasioni, ma dobbiamo essere noi per primi attrezzati per appunto intervenire nell'immediatezza. E i problemi anche a livello infrastrutturale, tutti ricordiamo il Ponte Morandi per citare un caso terribile della storia italiana, quindi insomma bisogna soprattutto investire, giusto? Totalmente, il tema delle infrastrutture nel nostro Paese è ancora uno di quelli che dovrebbe essere una priorità e dovrebbe esserlo anche a livello europeo, perché noi una delle priorità che abbiamo proprio messo in campo dopo la sanità immediatamente c'è anche il tema delle infrastrutture da portare avanti, perché il nostro Paese ne ha un grandissimo bisogno. Ne approfitto di quello che ha appena detto, tema sanitario, sì. No? Argomento anche quello sulla bocca di tutti, soprattutto passando da regione a regione anche in Italia, perché vediamo che in alcuni posti funziona meglio che in altri. La sanità da portare in Europa, quali sono i punti chiave che bisogna sottolineare? Io parto da un primo punto. La miopia del governo Meloni nel decidere di non ratificare il MES, in modo particolare il MES sanitario. Giorgia Meloni ha deciso di rinunciare a 37 miliardi di euro dedicati alla sanità nel nostro Paese. 37 miliardi di euro che avrebbero potuto essere utilizzati per l'abbattimento delle liste d'attesa, che sappiamo essere anche nelle nostre zone così bloccate, insomma sappiamo quanto ci vuole per ottenere una visita specialistica in certi settori particolari della sanità. Potevano essere utilizzate per l'assunzione di personale. Pensate che con i soldi del PNRR, appunto che arrivano dalla nostra Europa, qui siete il cuore dell'Europa, lo sapete bene, stiamo creando le case di comunità, le case della salute, che però facciamo fatica a riempire di personale perché facciamo fatica ad assumere. Quindi quei 37 miliardi avrebbero potuto essere utilizzati per l'assunzione di personale, di infermieri, di medici, di operatori sociosanitari, e ancora avrebbero potuto essere utilizzati sulla ricerca sanitaria e scientifica. Pensate a quanto abbiamo lavorato negli ultimi anni a livello di ricerca per combattere ad esempio i tumori, per combattere l'AIDS, alcune delle grandi malattie che sono state le malattie di questi ultimi decenni, ma pensate oggi quanto ci sarebbe bisogno di una ricerca scientifica ad hoc sulle malattie dell'invecchiamento, Alzheimer, Parkinson. Oggi abbiamo molti più anziani di ieri, anziani in cui la prima purtroppo malattia, se lo vogliamo dire ad alta voce, è quella della solitudine, però ci sono anche tante invece malattie come appunto quelle che citavo adesso, Alzheimer, Parkinson, che hanno bisogno di una ricerca metodica, scientifica, e quanto questo è venuto meno proprio perché non ci sono stati finanziamenti. Allora Giorgia Meloni, che ha impedito all'Italia di ottenere questi 37 miliardi di euro, dovrebbe dirci dove pensa di andarli a recuperare, perché noi abbiamo bisogno di una sanità che rimanga pubblica, universalistica, ovviamente pubblica anche però guardando ai convenzionamenti con le strutture private di cui abbiamo necessità nei nostri paesi, ma comunque una sanità che sia accessibile a tutti e sia sempre di più una sanità di prossimità, di vicinato. Per fare questo però c'è bisogno di un grande finanziamento europeo su questo tema, e appunto credo che questa debba essere la priorità del prossimo Parlamento europeo.
Colgo l'occasione, sì, so che c'è la pubblicità, ma ritardiamolo un po', dai. Colgo l'occasione per fare un'ultima domanda, anzi per dare una mail che poi non vorrei dimenticarmi. Ci scrive Renata: facciamo attenzione però a promuovere e incentivare l'auto elettrica. Ricordiamoci che facendo così diamo sempre più ricchezza alla Cina che ha zero sensibilità ambientale. La mia provocazione prima ha funzionato, diciamo. Non è stata solo per me, è arrivata anche a casa la provocazione. Esatto. Cosa ne pensa di questo messaggio? Dobbiamo andare sicuramente anche verso il green, questo nessuno lo nega, ne abbiamo necessità, però è vero, come dicevo prima, che noi dobbiamo tutelare le nostre imprese. La signora Renata da questo punto di vista ha ragione, noi non possiamo però lasciare campo libero alle altre forze del mondo con molta meno sensibilità per tutto quello che riguarda la sostenibilità ambientale. Quindi certamente la transizione energetica ed ecologica, come dicevo prima, nella piena però consapevolezza che deve essere altrettanto prioritario la tutela delle nostre aziende e delle nostre imprese. Va bene, piccolo break pubblicitario, poi torniamo per l'altra mezz'ora insieme a Giulia Pigoni, Stati Uniti d'Europa, candidata appunto per le elezioni dell'8 e il 9 giugno. A fra poco. Bentrovati di nuovo in diretta con Giulia Pigoni, Stati Uniti d'Europa, candidata alle elezioni dell'8-9 giugno che sono davvero imminenti, manca pochissimo, siamo davvero in periodo. Infatti prima abbiamo anche letto come votare a Trieste con le circoscrizioni, che nelle scuole sono cambiate le destinazioni per la votazione, quindi ovviamente attenzione, casomai dopo rivedremo anche questo. Lei, Pigoni, si è battuta molto anche per le politiche giovanili nel tempo. Vede, noi qui a Trieste c'è un problema di disagio giovanile che però, dico Trieste perché io occupandomi di cronaca nera me ne occupo appunto spesso, però insomma è una problematica che riguarda tante città italiane, quindi disagio giovanile, gente che deve essere di fatto levata dalla strada, ragazzi che hanno bisogno di opportunità, di lavoro, di sport e quant'altro. Lei per esempio che cosa ha fatto? Quali sono gli obiettivi che è riuscita a raggiungere, le proposte che ha per questo? Beh, innanzitutto i ragazzi, gli adolescenti sono sempre stati un po' il mio cruccio nell'impegno politico e istituzionale di questi anni. Di recente abbiamo approvato in Regione Emilia-Romagna una nuova legge che è proprio a mia prima firma, su mia proposta, che riguarda l'abbandono sportivo, cioè come portare di nuovo i ragazzi a fare sport, in modo particolare dopo la pandemia. Il Covid-19 ha costretto gli adolescenti e i giovani a un isolamento forzato, a una mancata socialità. Ecco, credo che mentre i bambini sono tornati praticamente tutti quanti a fare sport, alle discipline sportive, gli adolescenti molto meno, lo abbiamo visto attraverso delle analisi molto puntuali, e questo vale ovviamente per l'Emilia Romagna, ma vale per tutta Italia e sono certa valga anche qui a Trieste. Ma il tema è questi ragazzi che abbiamo in qualche modo abbandonato a loro stessi, come li reinseriamo, come facciamo in modo che ritrovino la loro socialità? Ecco, io credo che lo sport da questo punto di vista possa essere un grande strumento. Abbiamo quindi finanziato questi nuovi progetti in cui le nostre società sportive, le associazioni dilettantistiche si mettono in rete tra loro, si mettono in rete con le amministrazioni comunali, si mettono in rete con le nostre province, ma anche con le associazioni di volontariato per recuperare questi ragazzi, per fare in modo che vivano anche le periferie, che possano accedere in modo più facile ai nostri impianti sportivi, e quindi credo che questo possa essere uno di quelle buone prassi che possono essere in qualche modo portate anche in altri territori. È chiaro che il tema dei giovani non si gestisce soltanto attraverso lo sport, ma tutto il tema di che cosa fanno i ragazzi al termine della scuola, come facciamo in modo che socializzino tra di loro, come non abbandonarli all'interno delle baby gang che si costituiscono purtroppo ogni 3x2, è uno dei grandi temi sull'educazione e sulla formazione dei nostri giovani che dobbiamo affrontare. Grande attenzione quindi deve essere posta dalle amministrazioni locali, dai comuni in modo particolare, ma non per questo gli enti sovraordinati debbono chiudere gli occhi, anzi debbono impegnarsi in prima linea, io credo, per finanziare progetti dedicati. Allora, il comunicato Novo Via, che lei non sa
o sa? Ho studiato. No, è perché William Starz del comunicato Nuovo Via, il coordinatore, ci ha appena mandato una mail, quindi credo che ci stia anche guardando. Il comitato Nuovo Via chiede alle candidate e ai candidati al Parlamento europeo: sottoscrivete l'impegno a fermare l'opera. Il comitato Nuovo Via lancia la sfida alle candidate e ai candidati del Collegio del Nord-Est alle prossime elezioni, diramando alle segreterie di tutti i partiti coinvolti e delle liste un appello formale a impegnarsi, qualora eletti, per fermare l'opera a livello comunitario. Allora, funivia che va dal Carso al mare, osteggiata come progetto con fondi PNRR, osteggiata da parte della popolazione che dice: noi non abbiamo bisogno assolutamente di una cosa del genere a Trieste, le funivie fatele in montagna. Insomma, sono tanti i motivi per cui non si vuole, anche per una questione di impatto ambientale, perché si andrebbero a disboscare aree troppo grandi. Insomma, i membri del comitato dicono le loro ragioni. Ecco, le grandi opere che possono essere molto impattanti su un territorio vanno fatte giustamente se ci sono i crismi per poterle fare, ma se no immagino che la valutazione debba essere ponderatissima. Come si pone lei su questo concetto? Quindi grandi opere che però possono rischiare di cambiare la morfologia di fatto di un territorio. Io tendenzialmente sono a favore delle infrastrutture, quindi anche di queste opere. È chiaro che bisogna fare benissimo i conti su quello che riguarda le sovrintendenze e i beni paesaggistici, i beni naturalistici dei nostri paesi. Quindi in questo caso, anche per quello che riguarda questa infrastruttura, credo che si debba guardare innanzitutto se ci sono le condizioni normative e giuridiche per poter procedere e appunto se i costi previsti vengono poi in qualche modo giustificati rispetto alle reali necessità che avete qui a Trieste, altrimenti è chiaro che non si debbano fare per forza grandi opere dove non sono necessarie, ma nel momento in cui vengono invece portate avanti perché ritenute necessarie dai nostri territori, dalle nostre comunità, allora debbono essere calate sui territori valutandone gli impatti sia ambientali che economici, e anche in questo caso credo che questa valutazione debba assolutamente essere fatta. Da quello che ho potuto leggere e interpretare, mi pare che la necessità ci sia, soprattutto in termini di mobilità e di spostamenti, per quello che riguarda le tempistiche in modo particolare. È chiaro che la valutazione sull'impatto che ha a livello paesaggistico dobbiamo farla in modo molto attento e mirato. Stando collegati al tema dei trasporti, per esempio appunto e anche ovviamente dell'efficientamento energetico per quanto riguarda i trasporti, c'è il tema dell'alta velocità, dei collegamenti ferroviari. Adesso per esempio nella nostra zona sono stati, come dire, implementati, però insomma Trieste è più difficilmente raggiungibile sotto vari aspetti rispetto ad altre realtà. Voi avete giustamente collegamenti nel vostro territorio molto più ramificati geograficamente parlando. Ecco, la viabilità, i collegamenti, le emissioni ovviamente, tornando al problema della tutela dell'ambiente, quali sono le strategie che vanno portate in campo per quanto riguarda il trasporto? Beh, noi tutto il tema dell'alta velocità abbiamo bisogno di portarlo avanti il più velocemente possibile, perché se da una parte chiediamo di rinunciare sempre di più all'auto privata in favore di una mobilità pubblica o comunque appunto ferroviaria, abbiamo bisogno però che poi le infrastrutture reali ci siano per poterne utilizzare. Quindi anche in questo caso vanno fatte tutte le valutazioni sia dal punto di vista economico che di impatto, ma io credo che si debba andare avanti il più velocemente possibile con l'alta velocità e questo tipo di infrastrutture, altrimenti saremo sempre più costretti a una mobilità di altro tipo e faremo sempre più fatica anche a convincere le persone che stiamo realmente andando verso questa strada, anche perché dal punto di vista della transizione, come dicevamo prima della pubblicità, abbiamo bisogno di essere credibili nei tempi e anche negli strumenti che mettiamo in campo. Senta, c'è molti slogan di tanti partiti e candidati afferenti soprattutto magari al centrodestra, che portano avanti delle battaglie per loro molto importanti, come quella dell'autonomia, come quella di entrare in Europa per far contare di più l'Italia, quindi parlando molto di interessi anche nazionali, no? Voi invece vi ponete sotto un profilo più centralista da questo punto di vista e di potere proprio dell'Europa in sé, che deve essere più unita. Come la vede questa battaglia politica? E c'è davvero il pericolo, come dicono alcuni, di una deriva del centrodestra troppo a destra? Cosa ne pensa di tutto quello, di quello che sta succedendo, insomma? Sulla deriva del centrodestra che perde
il centro sono abbastanza d'accordo, cioè sul fatto che secondo me si stia estremizzando sempre di più. Contemporaneamente però il tema dell'autonomia è una presa in giro da parte di chi lo pone per come viene posto. Cioè noi per fare in modo che la nostra Italia conti sempre di più in Europa non abbiamo bisogno di avere meno istituzione europea, ma sempre di più, proprio perché l'Europa nel mondo in questo momento è ancora una voce debole rispetto alle grandi potenze. Lo dicevamo prima parlando di politica internazionale, di scacchiere internazionale, anche per quello che riguarda i focolai di guerra che sono in corso, ma questo vale per tutte le politiche, vale per le politiche industriali, vale per le politiche sanitarie, vale appunto per le politiche diplomatiche. La nostra Italia da sola non può sedersi ad un tavolo e pensare di contare tanto quanto gli Stati Uniti d'America o di contare tanto quanto la Cina o di contare tanto quanto in questo momento l'India, proprio perché non ne abbiamo la forza in autonomia. Quindi chi sta chiedendo meno Europa ci sta prendendo in giro, sta prendendo in giro anche le stesse nostre imprese che creano le eccellenze dei nostri territori. Ma abbiamo bisogno di sedere al Parlamento europeo con un'Italia che sia forte in termini di rappresentanza, e allora sì, mandare persone che veramente vogliono fare gli interessi del nostro paese può cambiare in questo senso le dinamiche, perché nel momento in cui ci sono lì persone che poi dopo innanzitutto ci vanno per andarci, come dicevo all'inizio, perché invece ci sono molti candidati che ci vanno per poi mandarci qualcun altro e fare un grande sondaggione su quello che sta succedendo a livello di politica nazionale italiana, ma oltre ad andarci provano a rappresentare le istanze dei nostri territori, e quindi la grande chance del Parlamento europeo, del prossimo Parlamento europeo, è proprio questa: fare in modo che l'Italia conti molto in Europa perché l'Europa possa contare molto nel mondo. E finora abbiamo vissuto forse uno sbilanciamento, ad esempio il ruolo di Francia e Germania che, la dico alla buona, la fanno da padrone. È così? È ancora così? Bisogna assottigliare queste differenze? È ancora così, ma parzialmente anche per colpa nostra, perché non siamo stati abbastanza credibili per essere all'altezza delle battaglie che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni, ma invece l'Italia appunto più forte passa anche dall'attendibilità, dalla credibilità dei leader che siedono all'interno dell'Unione Europea. Cosa fare in prospettiva è fondamentale per capire anche che importanza può avere il nostro paese, però, perché in base, come dicevo prima, a chi ci mandiamo ovviamente decideremo anche noi quanto contare all'interno dell'Unione Europea. E su questo ci porta un pochino la prossima mail. Se già qui in Italia tra nord e sud ci sono incomprensioni e diversità ataviche di non poco conto, come facciamo ad andare d'accordo o avere gli stessi punti di vista con ad esempio la Svezia o la Finlandia? Mi sembra che loro sono praticamente di un altro pianeta. Come riusciamo a rendere grande e unita l'Europa, la famiglia europea? Beh, io qui partirei parlando proprio delle nuove generazioni, perché questo purtroppo è un pensiero che hanno le generazioni che hanno visto costruire l'Europa e l'hanno vista costruire appunto come un grande sogno che però ad oggi è ancora incompiuto. Se parliamo alle nuove generazioni che sono già nate europee, in qualche modo, hanno vissuto già con l'euro tutti le ultime annate ovviamente dei nostri ragazzi, ecco, loro non vedono più questi confini, ma vedono grandi opportunità nell'Europa, e allora ecco che le nazioni che ci sembrano legittimamente, anche in modo molto naturale, più lontane, in realtà per le nuove generazioni, proprio per le opportunità che abbiamo messo in campo, sono già molto più vicine. È vero, nell'Italia ci sono ancora tante differenze e differenziazioni anche tra nord e sud, anche per le opportunità che ci sono, anche per il modo di impostare proprio il lavoro, la vita, eccetera. Siamo molto diversi, ma non per questo abbiamo saputo essere meno uniti. Credo che la stessa cosa debba succedere all'interno dell'Unione Europea, ma possiamo farlo soltanto se tutti insieme ci crediamo in questa Unione Europea, altrimenti rimarremo sempre al palo. E come dicevo prima, attenzione, perché ogni singolo Stato nel mondo può contare molto poco. Come Unione Europea possiamo essere e diventare una voce molto forte. Fra poco vedremo anche un'altra pagina del giornale, ma c'è una telefonata, sentiamo chi c'è. Pronto? Buongiorno, buona giornata a tutti. Buongiorno. E buon lavoro. Buongiorno. Una domanda all'ospite, vorrei sapere se il vostro movimento, cosiddetto Stati Uniti d'Europa, approva la politica della nuova gigantesca inaccessibile cortina di ferro che Finlandia, Stati Baltici, Polonia, Ungheria e Bulgaria stanno costruendo. Parliamo di migliaia di chilometri quadrati. È una cortina inaccessibile che ricorda da vicino la cortina di ferro sovietica che
che però è stata demolita da molto tempo. Inoltre, sempre per restare in campo, poi chiudo, vorrei sapere se gli Stati Uniti d'Europa, da voi concepiti, approverebbero i centri di detenzione del Baltico, dove i migranti sono tenuti in condizioni parecchio severe, e se c'è un consenso da parte vostra sul mantenimento dell'attuale più grande campo di concentramento d'Europa esistente nell'isola di Lesbos, dove ci sono decine di migliaia di profughi detenuti in condizioni piuttosto gravi. Allora direi, se questi sono gli Stati Uniti d'Europa che dovremmo votare, può sorgere qualche dubbio. Una risposta strettamente attinente a questa domanda sarebbe auspicabile. Vi ringrazio e vi auguro di nuovo buon lavoro. Grazie e buongiorno. Beh, insomma, è andato dritto al punto su alcune questioni, no? Sì, si collega certamente al tema dell'immigrazione che abbiamo toccato anche nella prima parte della trasmissione. Io credo che tutto quello che va a umiliare l'essere umano sia sbagliato, innanzitutto, partiamo da questo. E devo dire che anche certe dichiarazioni fatte dai leader politici italiani nel recente passato dovrebbero essere considerate vergognose nel nostro paese, salvo appunto cambiare idea dal giorno alla notte, come dicevo prima. Ma tutto quello che riguarda appunto detenzioni definite non umane nel vero senso della parola sia sbagliato, e quindi io credo che dobbiamo assolutamente con attenzione come Unione Europea salvaguardare la dignità delle persone e fare in modo che anche quando parliamo di immigrazione l'umanità sia sempre il primo tema da mettere in campo, e poi ovviamente un'accoglienza e un'integrazione fatta in modo concordato tra i paesi dell'Unione Europea. Un'altra mail per la gentile ospite: come pensa che l'Italia possa avere un rilancio economico e industriale stando con paesi in Europa che hanno sempre avuto egemonia nelle decisioni come Germania eccetera, soprattutto perché abbiamo rifiutato chiaramente la Cina e siamo ritornati filoamericani? Non abbiamo i numeri per contare, oppure sì? Ciao Max, ci scrive. Innanzitutto ringrazio Max per questa mail che mi permette di dire una cosa molto chiara su quello che riguarda le politiche industriali. Perché noi abbiamo bisogno di mantenere le nostre imprese, le nostre aziende in modo particolare competitive nel mondo, e per farlo abbiamo bisogno di lavorare contro quella che oggi è una concorrenza sleale. È una concorrenza sleale all'esterno della nostra Unione Europea, e ovviamente parlavamo prima delle nuove grandi imprese cinesi, dell'India, che oggi sta crescendo sempre di più a dismisura anche a scapito delle nostre imprese locali, ma è una concorrenza sleale anche interna, e io quindi credo che si debba assolutamente mettere mano alla fiscalità, che oggi è una fiscalità differenziata e che quindi è penalizzante per le nostre attività imprenditoriali, per il nostro tessuto produttivo. Quindi certamente un lavoro importante va fatto anche sulla fiscalità, perché una fiscalità comune potrebbe aiutare molto le nostre imprese anche appunto ad essere più competitive all'interno e non rischiare di delocalizzare anche all'interno della stessa Unione Europea, cosa che a me sembra ancora oggi assurda, proprio perché dovremmo ragionare come Europa federale. Un'altra telefonata, pronto? Buongiorno a lei e alla sua ospite. Volevo chiedere alla sua ospite da quale pianeta arriva, se arriva da Marte, perché è un'ora che sta parlando delle cose che sono tutte irrealizzabili. Perché non va a fare questo discorso in Cina o in India? Io sono da poco di ritorno da Shanghai, tutti girano con la mascherina, il sole non si vede. Poi un altro fatto, ha detto che la Meloni deve assumere medici, infermieri, OSS, li costruisce lei con le mani? Allora abbiamo dei medici robot, perché i nostri medici o non ci sono o vanno all'estero. E poi bisogna ricordare che nel tempo ci sono state diverse ere, è stata l'era glaciale in cui è scomparso tutto dalla terra. Questo del green, mi creda, vada a fare il discorso in India e in Cina. Io sono stata a Shanghai perché proprio mio figlio lavora con una ditta cinese e così ho potuto accompagnarlo.
Arrivederci. Va bene, grazie, arrivederci. Logicamente, essendoci le elezioni europee, questi discorsi li faremo in Italia e in Europa, non certo andremo in Cina o in India, perché credo che il green in certe forme forse ci arriveremo magari, se Dio vuole, un pochino prima noi. Cosa ne pensa di questa telefonata? Beh, sicuramente gli animi è giusto che si scaldino anche sui grandi temi dell'attualità che toccano le famiglie e le imprese, è naturale che sia così, però per quello che riguarda in modo particolare medici e infermieri, io alla signora che ha telefonato vorrei dire appunto che l'attacco che sto facendo alla Premier su questo è proprio per il fatto che lei ha rifiutato dei fondi dall'Europa. Io prima le ho citato il MES sanitario, sono 37 miliardi di euro che potrebbero essere utilizzati dal nostro paese per l'assunzione di medici, infermieri, operatori del sistema sanitario. Noi per quelle opere di cui parlavo prima, le case di comunità, le case della salute, per rendere la sanità sempre più di prossimità, sempre più vicina alle persone che ne hanno reale necessità, abbiamo bisogno di riempirle. Una parte che le stiamo finanziando già con i soldi dell'Europa, perché sappiamo che molte di queste case ospedali di comunità, case di comunità e case della salute sono finanziate appunto dal PNRR, quindi da soldi europei. Ma come le riempiamo di personale? Questo poteva essere una grande chance per il nostro paese. Giorgia Meloni li ha rifiutati questi 37 miliardi di euro, ha deciso di non ratificare il MES, in modo particolare appunto il MES sanitario. Se siederò al Parlamento europeo io chiederò la possibilità di riattivare il MES sanitario per portare a casa quei fondi e quindi l'assunzione di nuovo personale. Bene, allora sono tante mail che arrivano, io cercherò di riassumerle in questo momento, vedo che c'è anche un'altra telefonata, datemi un attimo. Allora andiamo prima al telefono, pronto? Lei è ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. La signora ha parlato del MES, ma lei sa cosa è il MES? Applicando il MES, praticamente tutti i nostri debiti diventano di secondo cioè praticamente non hanno più la garanzia delle banche, perché praticamente la banca si impossessa di quello che è il problema del debito pubblico, quindi sarebbe un disastro, cioè nessuno poi ci compra più il nostro debito se applichiamo il MES, perché diventano tutti i debiti fatti precedentemente non sono più sostenibili. E sul discorso dell'Europa, l'Europa ci spinge sempre a fare concorrenza ad altri paesi, non si rivolge mai al mercato interno. Noi dobbiamo concorrere a entrare negli altri paesi e vendere le nostre merci, quindi portare via posti di lavoro agli altri paesi e gli altri paesi ci portano via i nostri posti di lavoro. Non sarebbe più opportuno che ognuno pensasse a se stesso e poi la plusvalenza appena darla agli altri? Invece qui siamo in una guerra continua. Questa Europa è un'Europa belligerante, cioè non è di pace, cioè vuole che tutti siano contro tutti e questo è il risultato. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie. Cosa ne pensa? Un'Europa belligerante è esattamente quello che non vogliamo, anzi cerchiamo di costruire la pace all'interno della nostra Unione Europea, ma come dicevo prima, proprio per combattere la concorrenza sleale il primo punto è quello di capire cosa facciamo con la fiscalità differenziata che abbiamo oggi. Una fiscalità comune potrebbe veramente rendere più competitive le nostre imprese, perché a livello di know-how e di qualità io credo ancora che non ci sia paragone neanche all'interno dell'Unione Europea, quindi nel momento in cui riusciamo a costituire delle regole che sono eque ed equilibrate per tutti, allora ovviamente le nostre imprese possono continuare a giocarsela alla pari e alla grande come hanno fatto e costruito il nostro tessuto imprenditoriale in questi anni. Sul MES penso di avere già risposto prima, il MES ovviamente è chiaro, è un debito, ma in questo momento di quei finanziamenti noi ne abbiamo bisogno, perché in modo particolare per quello che riguarda la sanità l'alternativa è quella di avere le liste bloccate che abbiamo oggi, la mancanza di personale che abbiamo oggi, i pronto soccorso in difficoltà che abbiamo oggi, quindi è chiaro, parliamo di un debito, non parliamo di un debito che mette in crisi i debiti precedenti come detto dal signore che ha telefonato, però certamente è un investimento che dobbiamo fare sulla sanità perché rimanga pubblica e universalistica.
Ho fatto passare prima un titolo, rimettiamolo di nuovo dal giornale, dal quotidiano Il Piccolo, anche perché ieri c'è stato l'importante incontro. Dalla regia, per favore, mettiamo il titolo del giornale. Andiamo sul giornale, grazie. Italia-Serbia, patto per l'Europa, Tajani, allargamento ai Balcani prima del 2030. Logicamente io tiro un po' l'acqua al nostro mulino, no? Essendo un territorio che vede i Balcani praticamente. Certo. Ieri l'importante incontro col ministro Vučević, oggi l'Unione Europea è incompleta, ha detto il primo ministro serbo. E in questo incontro Tajani ha detto c'è bisogno che l'Europa si allarghi anche a restante parte dei Balcani, ovviamente. Quindi insomma l'Europa verso un allargamento dei suoi confini, e sono diversi i paesi che hanno fatto richiesta di entrare. Come la vede questa situazione? Non è un problema di chi entra, anche parlando della Turchia, se vogliamo. Non è un problema di chi entra, o almeno ovviamente dovrebbe entrare condividendo i valori europei. Ecco, questa è una grande tematica sugli stati a cui decidiamo di allargarci, ma il tema più grande secondo me legato a questo è come pensiamo di andare avanti nelle decisioni europee mantenendo quello che c'è attualmente, che è il diritto di veto dei singoli stati per le prese di decisioni che ci sono. Cioè la prima cosa da provare ad attuare nei prossimi 5 anni è il superamento del diritto di veto. Noi oggi siamo al palo, siamo bloccati perché in Europa o si prende una decisione in modo totalmente collettivo e unanime o non si possono prendere decisioni. Questo ci porta a non andare... Questo è un freno, dice lei? Lo è assolutamente. Noi abbiamo bisogno di superare l'unanimità, di parlare a maggioranza e di ragionare di come è nata l'Europa. Parliamo appunto, non è nata come la conosciamo adesso, non è nata così grande, tant'è che stiamo ragionando ancora in questo momento di un ulteriore allargamento. Ma il tema è provare a partire dai paesi che hanno fatto nascere la nostra Unione Europea e da lì creare una maggioranza di paesi apripista che possa prendere delle decisioni. Finché ci sarà la vetocrazia che c'è stata in questi anni, in modo particolare la vetocrazia di Viktor Orban, io credo che continueremo ad essere al palo. Quindi abbiamo bisogno, ancora prima dell'allargamento ad altri paesi, che seppure si può fare, io non ho appunto nel momento in cui ci fosse una sottoscrizione dei valori europei nessun tipo di problematica, però il tema è ovviamente come prendiamo le decisioni all'interno dell'Unione Europea. Se pensiamo tutti insieme di dover essere sempre d'accordo, allora saremo sempre frenati e sempre rallentati. Se invece possiamo cominciare a ragionare a maggioranza, come facciamo poi all'interno dei nostri stati per prendere le decisioni, allora potremo realmente fare un passo avanti anche proprio di natura di strategia politica. Va bene, si conclude qui questa ora insieme a Giulia Pigoni, Stati Uniti d'Europa, candidata nella circoscrizione del Nord-Est. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere. In bocca al lupo ovviamente per la sua corsa alle elezioni e buon lavoro. Viva il lupo! Grazie a voi per averci seguito, ma rimanete con noi l'ultima parte di Sveglia Trieste, fra pochi minuti dopo la pubblicità. A fra poco. Buongiorno di nuovo e bentrovati a Sveglia Trieste per l'ultima parte che ci vede insieme a Franca Padovan, candidata con Slovenska Skupnost alle elezioni europee e sindaco uscente di San Floriano. Benvenuta. Buongiorno a tutti, dobar dan vsem e grazie per l'invito. Allora, lei gioca una partita importante portando anche la sua esperienza come amministratrice in diversi ambiti, quindi insomma garantendo anche quindi un'esperienza che può sicuramente aiutare, no? Anche per quanto riguarda gli obiettivi da portare in Europa. Innanzitutto parliamo di Slovenska Skupnost, del valore delle minoranze che vanno quindi tutelate e i cui interessi voi, anche quelli, portate in Europa. Quali sono le urgenze, gli obiettivi? Diciamo, io che ho un'esperienza amministrativa di più di 30 anni, prima come consigliera in San Floriano del Collio, poi assessore, e adesso attualmente sindaco uscente, devo dire che ho sempre portato le nostre peculiarità e le nostre esigenze proprio principali sono la cultura, la lingua e mantenere le tradizioni popolari che sono quelle che ci uniscono, e questo ci ha fatto anche in tutti questi anni capire che la minoranza, come siamo noi, siamo molto importanti. Diciamo che anche la nostra regione
è anche autonoma, anche perché c'è la presenza delle minoranze, tra le quali la nostra, la slovena. Dunque penso che abbiamo anche noi una storia che bisogna valorizzarla. Siamo, diciamo, una ricchezza, un abbellimento di tutta la nostra regione, e bisogna stare attenti e darne cura. Allora, tra l'altro sappiamo comunque che la circoscrizione vede anche l'appoggio, la partecipazione, no, di Südtiroler Volkspartei, sì. Quindi l'importanza anche di tenere, diciamo così, le minoranze unite, se vogliamo, sì, nei loro interessi. Com'è questa avventura politica? Bah, diciamo, questa avventura politica per me è per la prima volta, sebbene noi collaboriamo con la Südtirol Volkspartei già da più di 15 anni. Infatti. Sì, il nostro candidato Dorfmann, diciamo, è uno dei candidati anche più presente nella nostra regione, e ci assomigliamo molto perché abbiamo delle cose importanti che bisogna valorizzare, e lui capisce bene il nostro territorio e le minoranze. L'Europa deve essere unita in tutti i sensi, e valorizzare e sapere bene che ci sono le minoranze che sono, diciamo, hanno una sua valenza e, diciamo, una sua importanza. Quali sono le urgenze del suo territorio? Cos'è che lei vuole portare all'attenzione più ampia? Allora, bisogna ben capire che le leggi che si fanno devono partire dal territorio, questa è la cosa più importante. Questo mi sono anche molto, essendo sindaco, imparato che bisogna ascoltare il più piccolo, il contadino. E così quando ero al congresso a Merano per il partito Südtirol Volkspartei, è stata detta una frase, che bisogna ascoltare il territorio, il contadino, di quello che ha bisogno, perché la terra ci produce il cibo, e se non diamo importanza a queste cose non abbiamo capito nulla. Cioè bisogna capire cosa il territorio chiede, e noi come partito, e come anche col collegamento del partito del Tirolo, vogliamo valorizzare, diciamo, anche che c'era questa caravana di contadini per tutta l'Europa, perché vogliono avere i loro diritti, perché loro sono quelli che producono, e bisogna dare un apporto a loro. Poi sicuramente il valore della lingua, sicuramente bisogna stare attenti anche alla scuola, all'istruzione, e tutte le cose che devono portare alla nostra regione un contributo in più. Allora, c'è una telefonata, sentiamola. Pronto? Pronto? No, non riusciamo a prendere la telefonata, invito le persone casomai a richiamare. Senta, Sindaco Padovan, io la chiamo Sindaco perché però ricordiamo che è anche candidata e soprattutto in questo caso. No? Prima sono arrivate diverse mail che parlavano del ruolo dell'Europa. No? Molte persone dicono: ma come potenziare un'Europa che finora, riassumo il concetto, non ha fatto molto per la cittadinanza, non ha fatto molto per l'Italia, per i vari popoli, per i vari paesi, e poi ci sono tanti squilibri tra paesi, Germania e Francia, che la fanno da padrone, no? Insomma, bisogna limare queste differenze. Insomma, si è persa negli anni, da parte di alcuni, non di tutti, un po' di fiducia nell'Europa. Come si fa a riacquistare questa fiducia? Come si fa? Una bella domanda. Bisogna essere vicino, dico sempre, al territorio, ascoltare, essere umili, perché chi sta in Europa non deve fare lì leggi e non capire quello che si ha veramente bisogno. Dunque bisogna essere propositivi e guardi, la mia esperienza di sindaco ho imparato molto. Io non sono una donna di tante parole, sono una donna dei fatti. Allora bisogna far vedere alla gente che ci siamo, che vogliamo migliorare l'Europa, essere un'Europa più unita, però bisogna anche andare alle votazioni, perché è una cosa democratica, ognuno può esprimere quello che vuole, ma se non facciamo quello che abbiamo e il nostro diritto, allora poi non possiamo lamentarci. Cioè, voglio dire, bisogna fare anche il nostro dovere e il diritto al dovere, dunque bisogna fare il nostro voto e cercare di cambiare questo andamento e di essere più
presenti, ma più presenti nel vero senso della parola. L'altro giorno ero in intervista con Herbert Dorfman, col quale abbiamo anche chiarito la questione Forza Italia. Sì. Vuole fare un passaggio anche lei su questo, a beneficio proprio, così diamo il chiarimento in onda, insomma. Ah, le è caduto il microfono, adesso le do una mano io. Intanto mettiamo il giornale, così poi commenteremo anche le notizie. Vuole chiarire più o meno questa situazione? Sì, allora, intanto il nostro partito, come per le regionali, deve avere un apparentamento. Per le regionali l'abbiamo col Partito Democratico, se no non entriamo, non abbiamo il nostro seggio. E così magari diciamo rubiamo un seggio al Partito Democratico. Lo stesso vale per adesso questo collegamento del SVP con Forza Italia. Voglio chiarire, noi come partito della Slovenska Skupnost, Unione Slovena, tutti adesso ci criticano che andiamo a destra perché abbiamo cambiato il direttivo, io sono vicepresidente della Slovenska Skupnost e tutti ci dicono voi siete aperti adesso solo a destra, guardate, non è vero. Anche l'SVP adesso che è con Forza Italia lo fa perché come partito della minoranza così può raggiungere le 50.000 preferenze, se no ce ne vorrebbero 200.000. Dunque è giusto adesso questo è un presupposto per metterci un po' nel buio, un po' metterci sotto critica, ma non è così, perché noi siamo molto, molto tenuti alla nostra quello che sono i nostri, le nostre cose principali. L'identità. E su questo non molliamo. Io poi sono anche abitante del Collio e quelli siamo molto testardi e guardi, su queste cose siamo molto sensibili. Dunque non ci vengano a dire che noi andiamo a destra, non è vero. Anche io come sindaco devo interagire, devo parlare con chi governa, con chi è in regione, con chi è a Roma, se no, ma bisogna dialogare con tutti, se no i soldi non arrivano e bisogna lavorarci, però non che noi siamo aperti a tutto il dialogo. Ha fatto benissimo a contribuire a chiarire ulteriormente. Sì, perché questa è una cosa che adesso sui media, sui giornali ci stanno attaccando e questa penso che è ora di finirla, perché io adesso ho messo la faccia, sono sempre stata molto ligia al mio dovere e dunque io parlo e collaboro con chi governa e in questo momento bisogna aprirsi e dare, perché anche come direttivo del partito ci siamo aperti a tutte le possibili partiti, parlare con loro, perché no? Certo, certamente. C'è un'altra telefonata e poi andremo in pubblicità. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare un piccolo elenco sull'Unione Europea, se possibile. Prego. Poi magari volevo anche un commento della sua ospite. Allora, partiamo dall'agricoltura, no? Si sa della protesta degli agricoltori, tutto quello che vogliono fare, delle pale eoliche in Sardegna. Poi vogliamo parlare della pesca e parlo perché ne sono informata, vogliono togliere quella strascico mi sembra perché praticamente entro il 2030, lo so perché il mio compagno fa il pescatore, quindi un po' la situazione la conosco. Vogliamo parlare che ho assistito ad un video dove l'Unione Europea misurava le zucchine, la grandezza delle vongole, tutte queste cose qua. Poi vogliamo parlare delle macchine elettriche che inquinano molto più delle macchine normali, perché quando c'è da smaltire una batteria di una macchina elettrica, e poi abbiamo parecchie testimonianze di macchine elettriche che da un momento all'altro prendono fuoco, no? E poi il cambiamento climatico, quello che dicono loro, le case green, soprattutto questo. Io mi chiedo in Italia, visto che abbiamo gli stipendi più bassi in tutta Europa, no? Un pensionato che prende 500 euro o io che purtroppo ne prendo 600 perché mio marito purtroppo è molto molto giovane, quindi non aveva tanti contributi, no? Come farà un domani metterle a norma, visto che si parla di cifre di 35-50 mila euro? Queste persone dovranno svendere le loro case e andare a stare, non so, sotto le tende. Ok, chiarissimo, grazie, buongiorno. Allora, tantissimi spunti che ci ha offerto la telespettatrice. Facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, raccogliamo le forze e le idee e poi le rispondiamo. Allora, un pochino di pausa e poi siamo di nuovo in onda. A fra poco. Sì.
Bene, ben ritrovati di nuovo in diretta. Siamo in compagnia con Franca Padovan, candidata per Slovenska skupnost alle elezioni europee, con la quale abbiamo già risposto, sindaca di San Floriano, tra l'altro conosce bene il Coglio, dicevamo prima, sì. Ottimi vini peraltro, potrei sì. parlarne anch'io, quindi... Sì. Se lo dico che anche il comune ha fatto il suo vino, forse siamo così, ecco. Giusto che ha iniziato. Abbiamo il vino che è rappresentativo del comune, questo era un sogno nel cassetto di 5 anni fa. Bello questo. Sì, perché abbiamo pensato chi ci veniva a trovare si andava da una cantina all'altra a prendere i vini e dopo ci è arrivata l'idea ogni famiglia che nel nostro comune ha un vigneto dona 20 kg d'uva al comune, così 50 famiglie donano l'uva e dopo un'azienda agricola lo vinifica. E mi sono un po' informata e sembra che siamo l'unico comune che abbia questo dono e mi sembra una cosa molto, molto bella, perché è andato anche 50 bottiglie sono andate al Ministero dei Sloveni a Lubiana, dunque ne siamo molto onorati. E di questo un po' parliamo in realtà, collegandoci a quello che ha chiesto la telespettatrice prima, perché ha portato all'attenzione diverse tematiche, dall'agricoltura alla tematica della pesca, alla misurazione degli ortaggi, all'imperversare delle auto elettriche che vengono sempre più potenziate, ma ne ha parlato come dire, scadenze troppo ravvicinate, sì. che facciamo fatica a raggiungere anche per i costi molto molto elevati. Poi la signora diceva l'auto elettrica, poi si scopre che è peggio di quello che abbiamo adesso. In realtà io per esempio mi limito a dire in questo momento produrla e comprarla costa molto, la Cina è la massima produttrice, bisogna trovare delle soluzioni, agevolazioni per fare in modo che questa transizione ci sia veramente. Come la vede lei tutta questa situazione? Sì, mi sembrano delle decisioni troppo frettate. Infatti parlando con Dorfman, che era qua da noi lunedì, ha detto che si fanno queste cose molto velocemente, non pensando però alle conseguenze che possono esserci sul territorio. Dall'agricoltura che abbiamo visto, poi anche per la pesca. E adesso, guardi, le do anche un esempio anche molto classico nel nostro comune. Noi volevamo fare un'espropriazione di un terreno e ci hanno bloccato subito perché hanno detto che lì vive, c'era vicino un ruscello, vive una specie di granchio. Okay. Ecco, allora questi sono diciamo i verdi che stanno molto attenti alla natura, ma lo stiamo anche noi. Come nel nostro comune non si può dire, perché anche un giorno mi hanno scritto una mail: signor Sindaco, stia attenta che sul Preval, che è una zona anche della natura, stanno arando dei terreni. Cosa pensa lei? Cosa metterete di nuovo dei vigneti? Ma dove viviamo? Viviamo nel Coglio, dunque bisogna, anche l'Europa, bisogna capire cosa si ha bisogno, come aiutare la gente anche a sopravvivere, a vivere. Come anche queste auto elettriche, si sente tante cose. L'altro giorno vicino a noi a Zegla è andato a fuoco dove avevano una cantina. Cioè, non sono cose da poco, sono cose, non si pensa, diciamo come la signora ha detto, a chi ha una pensione minima, anche la casa green. Ma come faremo a fare una casa green con tutte le prescrizioni che ci sono? Cioè, bisogna un po' ascoltare, fare le cose piano piano e capire quali cose sono importanti e quali meno. Non pensare solo bisogna salvaguardare la natura, questo non lo diciamo, però ci sono anche altre cose da fare. Un'altra telefonata, pronto? Volevo chiedere alla signora, dico, come mai appunto l'Unione Slovena, una parte dell'Unione Slovena, si è preso questa piega politica, questa posizione politica, e poi io pregherei le persone, anche quelli che intervengono, che devono sapere i fatti, non parlare per partito preso o per ideologia politica. Perché per quanto riguarda la pesca, signora, nessuno vieta di andare a pescare, però giustamente devi prendere i pesci. Se lei va in pescheria, lei compra un'orata di 3 centimetri, no, compra un branzino di 5 centimetri, no, compra una vongola che non si può neanche aprire perché non ha neanche 5 millimetri. Allora le cose prima di parlare bisogna saperle.
Perché quelli che fanno queste cose fanno per la riabilitazione e per il risanamento del mare e per la crescita futura per il pesce, ma se tu mi porti via le cose appena nate, non crescerà più nulla, cioè non si popolerà più di nuovo la pesca in mare. E così vale anche, si parla tanto di queste macchine elettriche, ma noi abbiamo dei rappresentanti in Europa, no? Giusto, abbiamo dei rappresentanti in Europa. Non credo che tutti i rappresentanti politici, sia di destra, di sinistra, di centro, siano talmente scemi che vanno a votare, la maggior parte, per fortuna esiste ancora la democrazia, su certi atteggiamenti e su certe prese di posizione. Poi però quando arriva alluvioni, una cosa e l'altra, che rovinano case, famiglie, frane, tutti quanti piangono. E allora diamoci una regolata, ragazzi, andiamo a parlare così per dire vado là perché il figo, adesso governa la Meloni, mi metto con ella perché è più forte. Questo è un discorso sbagliato, grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Se poi possiamo eliminare questo fischio che sento durante la telefonata perché si capisce davvero poco. Comunque il telespettatore è tornato sulla questione della pesca, su tutte le misurazioni da dover tenere, le vongole di tot millimetri, eccetera. E poi anche la questione dell'energia, dell'auto elettrica l'ha riportata, dicendo anche molti politici parlano di raggiungere certi risultati, ma poi alla fine bisogna guardare in faccia alla realtà, che è un po' quello che dicevamo prima, se vogliamo, no? Sì, devo dire, io ho detto già in principio, io non sono una donna di tante parole, infatti non sono forse un vero politico, però ho amministrato un comune piccolo che negli anni comunque ha avuto la sua evoluzione, e dunque qualcosa ho imparato. Dunque adesso che sono candidata alle europee io l'ho fatto perché il mio partito regionale ha deciso così, che questa volta ci metto io la faccia, ce la metto ben volentieri, e cercherò di fare del mio meglio per portare tutte le nostre quello che ha bisogno la nostra regione, noi siamo nel Triveneto, cioè per portare avanti le cose che sono vicine al territorio. Non ho mai pensato di fare cose dall'alto senza ascoltare chi è sotto di me. Dunque, poi non avevo capito la domanda sul partito, questo non avevo capito. Ho capito come mai l'Unione Slovena ha virato politicamente, ho sentito una cosa, forse che si riferiva alla questione di prima che abbiamo già commentato, no? Sì, questo abbiamo già commentato, noi non abbiamo virato da nessuna parte. Con questo nuovo direttivo, lo ribadisco di nuovo, noi cerchiamo di dialogare, perché negli ultimi anni il nostro partito era abbastanza, diciamo, più tranquillo, si andava avanti ma non si era così presenti. Forse adesso che siamo un attimino più presenti sul territorio, vogliamo portare una nuova luce su tutti noi, adesso ci stanno, ecco, non capiscono dove stiamo andando. Noi siamo sempre ferri sui nostri principi, dunque non vedo niente. Però nelle ultime ore mi pare che le polemiche si siano anche spente. Sì, c'erano, ma adesso si è capito. Si è capito, adesso ancora, lo ribadiamo ancora. Ecco. Si è capito. L'importanza dei territori, abbiamo detto, la difficoltà ovviamente di ottenere certi risultati, ma ascoltare il contadino, l'agricoltore, il pescatore, ascoltare il territorio, questo è uno dei suoi obiettivi principali per portare gli interessi in Europa. Ma è difficile però portare certi interessi in Europa, perché l'Europa è davvero unita come dovrebbe essere? No, questo sicuramente no, perché penso che ogni Stato ha le sue diciamo, obiettivi specifici, e forse la gente non ci crede più in un'Europa unita. Forse penso che questo si vedrà anche l'affluenza al voto, perché si sente un'Europa molto lontana. Per quello ribadisco e lo dico di nuovo, io come amministratore ho imparato, e questo anche Dorfman mi ha dato atto, e questo devono capire, bisogna ascoltare veramente il territorio. E se nell'ultima tornata delle elezioni comunali nel 2019 sono stata eletta col 77%, questo mi ha premiato perché io ho ascoltato, sono presente sul territorio e ho ascoltato quello che il contadino, i miei residenti vogliono, e penso che San Floriano, se uno ci viene a trovare, vedrà che il nostro paese è
è bello da venire a visitarlo e sicuramente ad assaggiare un buon bicchiere di vino. Su questo non ho dubbio. Allora, le do questa mail. Buongiorno, sono un pescatore professionista. Dica al signore che ha chiamato che le reti hanno già le misure per far uscire i pesci di piccole dimensioni. Bisogna parlare con cognizione di causa. Beh, insomma, è intervenuto il professionista del settore che ci ha aiutato nella risposta. Invece un'altra mail, sempre questa volta per lei. Buongiorno, vorrei sapere cosa ne pensa della Slovenia che fa passare, dice il telespettatore, i clandestini senza intervenire. Ma questo tema della rotta balcanica, che è un tema ovviamente che ci riguarda, no? Sì. Ma diciamo, noi vivendo proprio vicino a Gorizia, vediamo questo flusso. La Slovenia avrà preso le sue decisioni. Adesso non hanno ben visto, penso, anche questa chiusura, diciamo, temporanea dei confini, ma è una chiusura per precauzione, perché c'è questa paura del terrorismo, perché forse hanno delle giuste cause per fare questo. Dunque noi come minoranza e con la Slovenia collaboriamo molto bene, dunque loro se hanno deciso così, da quello che ho capito anch'io, è per calmare un po' questo afflusso che c'è, no? Perché bisogna tutelare il territorio, bisogna tutelare la gente, che non succeda, adesso si gira un po' intorno, si vede di tutto di più. Tra l'altro adesso si gioca anche una partita importante, quella di Gorizia 2025. Sì, appunto, no? appunto. Gorizia e Nova Gorizia insieme in questa bella avventura, no? Sì, questo diciamo che è una bella avventura, io sono molto contenta di questa vincita, che siamo molto popolari. Infatti voglio dire, si vede già adesso il flusso di turisti anche a San Floriano del Collio, in tutto il goriziano, perché se vuoi trovare un posto letto non lo trovi, e questo è quello che manca nel nostro territorio. Trovi di tutto, ma non trovi, perché adesso dicono che il prossimo anno arriveranno milioni di turisti. Ma dove li mettiamo? Si va oltre il confine, sì. Non abbiamo questa, ben vengano, perché si parla di Gorizia, Nova Gorizia, va bene. Però non so se siamo pronti a questa accoglienza, ecco, perché gli eventi ce ne saranno, mi dicono 2000, dunque pensi lei, 2000 su 365 giorni, sono tanti. E dunque adesso se ne parla tanto, e devo dire si fanno delle belle cose, si va a Gorizia e tutta Gorizia è un cantiere, dunque si lavora, e spero che questo porti anche un rigiro dell'economia per tutti noi, insomma, per tutto il territorio, per tutto il Friuli. E ce lo auguriamo naturalmente. Ultima fastidiosa pausa pubblicitaria e poi concluderemo per la prossima mezz'ora scarsa con l'ospite, il dialogo con Franka Padovan, Slovenska Skupnost. A fra poco. Ben ritrovati di nuovo a Sveglia Trieste, l'ultima parte insieme a Franka Padovan, candidata con Slovenska Skupnost per le elezioni europee dell'8-9 giugno e attualmente anche sindaco uscente di San Floriano. C'è una telefonata, allora la sentiremo. Pronto? Sì, buongiorno, sono Paolo da Muggia. Buongiorno Paolo, prego. Volevo fare alcune domande. Innanzitutto, come mai qualunque tipo di clandestino che entra qui da noi ha la prassi di non entrare con un documento, innanzitutto. In ogni stato che si va bisogna esibire un documento, come lei sa. E dopo, come mai l'Australia e il Canada non hanno tutto questo porcile che c'è qui in Italia? Soprattutto senza sapere quello che possono creare innanzitutto queste persone qui, perché lasciando familiari nelle proprie terre possono anche creare problemi molto più gravi, possono diventare addirittura cellule dormienti. Io ne ho passata una con mio padre nel 92, quando era in stagio fuori in Iraq, e lui non ha fatto nessun tipo di deposizione di quello che gli è accaduto e di quello che ha visto. Tutto ciò... Va bene, grazie, buongiorno. Allora, come risponde a queste... Questo sì... Non è facile, devo dire, però tu devi nel territorio, se ti arriva qualcuno che non ha, lo devi accogliere,
perché noi anche come comune se troviamo i clandestini o chi c'è, noi dobbiamo, e se sono minori, se li tiene il comune, anche se sono certo. senza documenti. Questa è una norma che noi non possiamo dire non ci sono o chiudere gli occhi. Questo purtroppo dobbiamo essere ligi al dovere che stiamo, anche alla funzione che abbiamo. Dunque so che ci sono tantissimi problemi, però dobbiamo accoglierli e trovare una sistemazione. Questo certe volte siamo anche, si è in affanno perché ti si accolla una spesa al comune non che indifferente, non certo. indifferente, e noi come piccolo comune, essendo piccolo, non hai questa margine di spesa. Dunque è un problema, lo sappiamo tutti, però purtroppo le guerre intorno ci sono e dobbiamo dare un aiuto a chi di dovere. Il tema della rotta balcanica è un tema che investe tutto il Friuli Venezia Giulia, lei lo sa molto bene, noi a Trieste lo sappiamo molto bene, quindi insomma non è facile. Non è facile. Poi adesso concedetemi di dire anche, per rispondere al telespettatore prima, i turisti viaggiano col passaporto per andare in un altro paese, le persone che si trasferiscono per lavoro. Se io sto scappando da una guerra, il mio paese non vuole farmi uscire dal mio paese, io il passaporto non ce l'ho, cioè è ovvio che ci arrivo senza, ma mi sento io stupido a dover spiegare questa cosa, cioè mi sento proprio idiota io, quindi scusatemi, ma era doveroso specificarlo perché insomma se c'è una guerra in atto non è che puoi portare i documenti, te ne vai, scappi e cerchi di trovare una sistemazione. Sì, beh, non ti fanno proprio uscire dal paese, quindi c'è poco da fare. Sì, dunque questo è non quanto. ti concedono il documento, non ti danno il rinnovo. Forse si dovrebbe fare un sistema diverso per accogliere questa gente, ma purtroppo sì, non è, i costi sono molto elevati, sì, questo sicuramente. Una bella tematica che è arrivata adesso, che le do, per quanto riguarda la carne sintetica. No, c'è tutta una tematica sul cibo sintetico, il cibo prodotto in 3D, queste cose qui. Lei come vede queste rivoluzioni? No, io dico, questo è il mio parere, non neanche come diciamo candidata come Franca Padovan, io per queste cose sono contraria, anche per il vino che volevano fare il vino sintetico, ma no, cioè bisogna. Allora, si parla da un lato si parla della natura, che bisogna, e dopo si parla di queste cose sintetiche che a me assolutamente non vanno bene. Cioè, bisogna essere il più naturali possibile. Siamo esseri umani, adesso stiamo facendo tutte queste cose, intelligenza artificiale, tutte queste cose molto belle, molto si va avanti con la tecnologia, però per certe volte ci si indietreggia, perché io vedo anche sul livello tecnologico va bene tutto, ma quando si inciappa anche in comune qualcosa non vai avanti. Quando si hanno le cose scritte facevi il documento avanti, voglio dire, si fa cose nuove, ma bisogna farle con un certo criterio. Per me, io sono così, questo è il mio parere, come Franca. Lei la mangerebbe una bella bistecca di carne sintetica? No, io mi mangio una bella bistecca, ma una bella tagliata. Magari prodotta dal territorio. Sì, se si va diciamo, a prendere la carne da un buon macellaio è perfetta, senza andare, perché si sa anche gli allevamenti, chi ha queste, quando gli animali sono anche, li sfamano con certe cose non naturali, e la carne è ben diversa. Senta, se un animale al pascolo oppure no, ecco, possiamo dircelo, no? Senta, lei cosa lascia a San Floriano, adesso che è appunto sindaco uscente, non si ricandiderà, giusto? Sì, no, potevo farlo. Potevo farlo, ma dopo 3 mandati mi sembrava giusto, siccome la squadra è pronta e dunque lascio un comune, diciamo, ben organizzato. Guardi, abbiamo lavorato in questi 15 anni molto, c'erano delle giornate molto buie, delle notti che non ho dormito, avevamo carenza di personale perché nei comuni piccoli il personale se ne va perché bisogna fare un ufficio, non una cosa, ne fa tante, e poi c'era il Covid, dunque c'erano tante cose che ci hanno anche disturbato, fatto delle difficoltà, però adesso devo dire ci sarà il rimodernamento del comune, adesso si sta asfaltando le strade con le DR,
Dunque ne abbiamo fatte, e lascio diciamo un bel tesoretto che sicuramente la squadra che è pronta lo saprà custodire e mandare avanti tutto questo che abbiamo fatto. Per me un sindaco del piccolo comune lo fa come missione, e si amministra, dico subito, nei comuni piccoli si amministra, non si fa politica. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno Franco, buongiorno. Ai triestini e anche ai friulani. Allora, se si vuole si può fermare, perché fanno le altre nazioni e noi no. Forse perché siamo buonisti, abbiamo il Papa che è andato a prendere la prima cosa schifosa che ha fatto il Papa. Bene, grazie Franco, buongiorno, buongiorno, grazie Franco. Allora, se dovete chiamare per essere indisponenti, per essere cattivi oserei dire, e anche stupidi, lasciatemelo dire, per favore non chiamate, lasciate stare me, che non ho nessuna voglia di sentire queste cose, questa verbosità, questo modo assurdo di rivolgersi alle persone, di dire parolacce, di avere questo atteggiamento da bambini della scuola, ma neanche media, elementare, ma neanche asilo, cioè veramente, piuttosto non chiamate, perché io mi incazzo, l'ospite poverina perde tempo perché magari potrebbe rispondere a una segnalazione a cui ha senso rispondere, quindi facciamo così Franco, la prossima volta che io conduco lei non telefona nemmeno, va bene? Va bene. Diamo comunque una risposta a Franco lo stesso, sì, torna sul tema della migrazione. Sì. Sì. Sempre, cioè, ho già risposto, si potrebbe sicuramente migliorare il sistema, però bisogna capire che certe volte siamo in affanno e penso che anche il nostro Stato ha difficoltà perché ce ne sono tanti, allora dico, non è facile, certe volte si ne affanno tutti. Chissà, magari piano piano si troverà una soluzione che sarà adeguata a tutti, ma lo spero anch'io, insomma, no? Perché non è che non ce ne frega, anzi come amministratori dobbiamo essere vicini a tutti e capire il meglio per ognuno, però questo lo sappiamo, siamo molto sì, sotto pressione. Senta, ne parlavamo anche prima con l'ospite precedente, la fuga dei cervelli, no? Le politiche giovanili, i giovani, con un'Europa che deve guardare anche al futuro in questo senso, no? E purtroppo l'Italia è uno di quei paesi dove ogni tanto si parla di fuga dei cervelli, ragazzi che per cercare lavoro, per stabilizzarsi in un lavoro, scelgono di sottoscrivere contratti all'estero. Bisogna forse evitare tutto ciò e trattenere elementi anche geniali nel nostro paese. Sì, questo è vero, perché anche nel nostro territorio si conosce questo, perché tutti i giovani studiano via da Trieste, vanno in altri stati e dopo trovano lavoro perché sono anche pagati, cioè hanno una paga diciamo diversa da qua che in Italia. Qua forse i cervelli, come dice lei, intelligenti sono pagati, anche i medici qua sono pagati sotto livello, anche come noi insegnanti non abbiamo una paga diciamo come in Europa, no? Dunque si cerca di trovare adesso il posto migliore, perché le dico la verità, anche adesso un posto fisso statale non è più così ricercato, perché non c'è questa paga che ti invoglia, non c'è. Poi dico una cosa, il Covid cosa ha fatto? Ci ha fermato la vita, però siamo troppo presenti sui telefonini, si parla poco, manca un po' di... allora la gente... come signora diventa indisponente, non rispettosa. Io questo lo sento anche sulla mia persona, non c'è più rispetto per niente. E per quanto riguarda i giovani, veramente si dovrebbe fare qualcosa che rimanessero nel nostro Stato, perché abbiamo bisogno di gente giovane, perché se andiamo avanti così non ci sarà più qualche medico giovane bravo, qualche scienziato, qualche insegnante. Cioè, in tutti i mestieri, anche un bravo fabbro non si trova più un idraulico. È vero. Sì. Poi mestieri che un po' scompaiono. Sì, scompaiono. Anche, no? Ma questi sono essenziali, non si trovano. È vero. Se devi trovare un fabbro in idraulico devi aspettare mesi e mesi, un elettricista, cioè mancano le cose basilari.
Cioè, questo è veramente... Molti, sindaco, dicono anche stanno sparendo tutti quei negozietti di prossimità, no? Sì. I piccoli negozi, Sì. le grandi multinazionali, i grandi supermercati, ormai la realtà sta diventando questa. Sì. Ecco, come si fa a mantenere le piccole realtà invece, il salumificio sotto casa? Questo, guardi, se si va, come dice lei, in supermercati è tutto impersonale. Quando c'era il negozietto piccolo andavi, ti sembrava di essere a casa, e questo manca veramente, però con tutte le tasse che ci sono non sopravvivi più, perché le multinazionali hanno tutte queste, le grandi catene hanno tutte queste offerte che il piccolo di per sé sì. sta morendo, cioè non c'è più. Infatti a Gorizia i piccoli negozi sono tutti, diciamo, i negozi alimentari sono quasi tutti spariti, anche i panifici sono rimasti 2, dunque non è che... Sì, manca questo, però purtroppo va bene i supermercati, ma fino a un certo punto. Un'altra telefonata, pronto? Sì, buongiorno Paladin, Nino, buongiorno signora. Nino, buongiorno. Allora, ho sentito la telefonata e ho sentito la signora di prima, si parla di Europa. Allora, credo che da come siamo a come andremo non è l'Europa che io a scuola avevo sognato e ci avevano... insegnato i nostri maestri, no? Un'Europa come tutti la vorrebbero ma nessuno la vuole. Allora già il fatto che ci sono tanti partiti che vogliono andare in Europa e c'è una frammentazione di Italia in Europa, perché chi va da una parte, chi va da un'altra, chi va da quell'altra. Poi dopo il signor Prodi negli anni che furono si è messo con quella cosa che è sotto la schiena a terra, perché entrando dentro nell'Europa, no, lui con l'euro ci ha detto che staremo bene, lavoreremo un giorno in meno, e invece cosa non è successa. Poi adesso si sta parlando dell'Italia. L'Italia ha un grande problema, l'Italia, il governo italiano, no, non quello che è adesso, ma parlo in generale, è come una balena, apre la bocca e ci vanno dentro tante sardine. Noi siamo le sardine, non abbiamo, come si dice, più negozietti, non abbiamo questo, perché? Perché sono tassati, Queste tasse poi a chi le danno? Non a noi, non le danno ai medici che lei ha detto che sono sottopagati, non le danno a lei che è una maestra che è sottopagata. Dove vanno tutti questi soldi che noi paghiamo? Ogni giorno vediamo, cioè voglio dire, noi paghiamo una cosa all'inizio, la paghiamo durante e la paghiamo alla fine. Questo è il grande problema. Va bene Nino, allora, grazie Nino, buongiorno, anzi un saluto a Nino che ho avuto anche il piacere di conoscerlo personalmente. Beh, Nino cosa fa? Ci riporta un po' alla questione, l'Europa è nata con grandi obiettivi tanti anni fa, evidentemente non è mai diventata quello che doveva essere, e giustamente Nino dice, ma allora in che direzione stiamo andando? Paghiamo sempre più tasse, siamo sempre più poveri, aumenta sempre di più la forbice tra i ricchi e i poveri, no? Anche un po'... Sì, questo è molto evidente anche nel nostro piccolo, sperando adesso con queste elezioni, chi sarà eletto, di portare e di capire, diciamo sempre la stessa cosa, di capire proprio le cose basilari, non fare progetti mega gastronomici, ma essere basilari, capire le cose che ogni piccolo ha bisogno, se no moriamo tutti, se no le cose piccole spariscono, ma siamo anche noi importanti, che siamo piccoli, ma non vuol dire che non abbiamo una nostra identità, una nostra importanza. Dunque. Una telespettatrice dice, vorrei capire, siamo in affanno? La Francia, la Spagna, l'Austria, la Germania, la Slovenia, la Croazia non sono in affanno, basta copiare da loro. Finiamola con la solita retorica, dobbiamo vedere, pensare, bisogna accogliere, lo scrive Patrizia. Sì, sono d'accordo, voglio dire, siamo in affanno sì, ma spero che anche l'Italia prenda una posizione diversa per questi clandestini, per questi che arrivano,
ma questo io non lo posso fare, sono troppo piccola, posso dare un mio contributo, dire la mia, però dico, io non sono una donna di tante parole, ma di fatti, però sono così piccola che sono come una goccia nell'oceano, però insomma, se ci sono tanti che la pensano nello stesso modo, si può fare qualcosa. Questo si vede un'Europa unita, però bisogna essere uniti veramente. Un'altra telefonata, pronto? Paladin, buongiorno a lei e la sua ospite Nivea. Buongiorno. Allora, io volevo dire una cosa alla signora, intanto l'apprezzo per la sua pacatezza, per i suoi ragionamenti e per essere semplice. Penso che tutti dovrebbero essere così e non montare il naso quando ricevono qualche alta carica. Veramente signora, con tutto il cuore, se no non telefonavo. Volevo dirle, per me un'Europa giusta dovrebbe essere uguali tasse e uguali stipendi, perché dobbiamo pensare anche che abbiamo lo stipendio più basso d'Europa qui e non se ne viene fuori. La fuga dei cervelli, perché? Perché cioè, lei ha parlato prima che non c'è più la voglia di andare negli enti pubblici. Proprio l'altra settimana si parlava 25.000 euro lordi all'anno. Ma chi può mettere su una famiglia con 25.000 euro lordi all'anno? Nessuno. Ecco, anch'io amo la terra, la penso come lei sulla pesca e su tutto. L'Europa ha fatto delle leggi oggigiorno che non misura delle carote, dei cetrioli, delle vongole, è inutile che parlo con lei perché lo sa meglio di me. Però sull'accoglienza, allora il signore che ha mandato quelle mail, l'ultima, ha detto che noi come mai la Francia e la Germania non è in crisi e accoglie lo stesso. Io volevo far presente al signore che a Parigi ci sono generazioni di seconda e terza generazione di emigrati e ci sono dei rioni, dei posti che non possono entrare neanche le forze dell'ordine. Io non penso che noi italiani vogliamo arrivare a questo punto. A Trieste, le ha detto, non so, Paladin, penso, non so se l'avete parlato perché vi ho seguito, ma ci sono delle bande, delle baby gang che sì, veramente fanno impaurire tutta la popolazione, non per noi stessi ma per i nostri figli. Ringrazio nuovamente la signora perché la trovo molto 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 preparata. Grazie. Grazie Nivea, buongiorno. Beh, insomma, la signora è d'accordo con lei su molte cose e Nivea ha raccolto degli spunti anche interessanti. Cosa ne pensa? Sì, allora intanto ringrazio la signora, ma io sono fatta così, io dico sempre, ho tanti incarichi ma io rimango sempre franca, una persona semplice e che ascolta il territorio, dunque questo vedo che... Sì, per quanto riguarda, come la signora ha detto, anche ritorniamo tutti scappano dall'Italia per questi... Bisogna lavorarci su questo, che anche noi come comune cerchiamo di mantenere le famiglie in comune, se no non c'è un futuro, cioè bisogna mantenere anche i giovani che restino in Italia a casa e che abbiano la famiglia, che abbiano i figli, se no non c'è un futuro, il nostro futuro è sui giovani, perché in comune se non ha una scuola, un asilo, chiude. Cioè, non c'è un futuro, né per la sua esistenza né per niente. Dunque, noi come comune abbiamo anche tanto investito proprio sulla scuola e sull'asilo, così lì sappiamo che il futuro c'è. Però bisogna lavorare e investire molto, e investire tanto sui giovani. Perché anche da noi i giovani vanno a studiare anche in Slovenia. Anche vanno in Slovenia, poi trovano anche lì lavoro, come medici, come professori. Perché qua ci sono certi, non si riesce ad entrare magari in qualche posto che sarebbe a loro indicato. Un'altra riflessione che ci pone una telespettatrice: il sistema Italia sarebbe disposto a ridurre drasticamente la burocrazia, è la nostra palla al piede. Se vogliamo possiamo estendere la questione all'Europa e a tutti gli altri paesi, no? Sì, questo lo devo dire proprio in prima persona. Io sono quello che ci fa, che siamo in affanno, siamo proprio per questo, per la burocrazia anche nel nostro ente pubblico. Perché guardi, si fa le cose tutto elettronicamente, ma dico, certe volte si impiega più che farlo scrivere a mano, dunque la burocrazia veramente ci sta
prendendo per il collo. Se le cose sarebbero semplificate, guardi, io sottoscrivo subito, per noi, per l'Italia, per l'Europa. Essere più semplici e fare le cose più veloci. Allora, abbiamo ancora circa 2 minuti prima di chiudere. A questo punto, qui intanto un'altra mail che arriva. A Trieste, per esempio, ci sono tanti prodotti del territorio venduti dagli ambulanti, ma a prezzi di una volta, come si diceva, prezzi di farmacia, quindi l'importanza del negozietto sotto casa, dicevamo. Se lei dovesse salutare a questo punto il pubblico e anche il pubblico di elettori, che messaggio vorrebbe lanciare? Lo possiamo lanciare, se vuole, sia in sloveno che in italiano, ovviamente. No, devo dire, siccome abbiamo questo diritto del voto di andare alle elezioni europee l'8-9 giugno, anche amministrative, e di scegliere il candidato, la candidata che vi sembra a voi più vicina al territorio. Questo è un mio messaggio, io sono una donna del territorio, dunque questo è il mio messaggio per tutti voi e grazie per il vostro ascolto. Kaj nam rečem, pojdite na evropske volitve in dejte glasovati za osebo, ki je blizu teritorija, in to sem jaz, kot vedno, Franca. Hvala, grazie. Io provo un po' di invidia per il bilinguismo, perché mi piacerebbe poter riuscire a parlare almeno un paio di lingue con questa estrema naturalezza. Quindi è una ricchezza, è una ricchezza. Sul nostro territorio ci deve essere. E forse qui Franca Padovana, anche l'importanza di tutelare i territori, sì, no? Di tutelarlo e di essere sempre ligi e essere alle tradizioni e di non dimenticare mai chi ha lottato per questo, che siamo noi qua, essere sempre comunque fedeli alla propria parola e comunque essere aperti anche a altre culture, come lo siamo come partito. Allora io ringrazio molto Franca Padovan, slovenska skupnost, con la quale si candida per le elezioni europee e sindaco uscente di San Floriano. Grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo ovviamente. Grazie. E buon lavoro per tutto il resto. Grazie e grazie a voi. Grazie Sindaco, grazie a voi per averci seguito in questa puntata di Sveglia Trieste. Vi ricordo gli appuntamenti in diretta prossimi, che sono quello delle 13 e delle 13:20, il nostro pre-TG e il nostro telegiornale dell'ora meridiana, e poi naturalmente il telegiornale di questa sera delle 19:30 con tutte le notizie raccolte nell'arco della giornata. Ancora un grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie.